Buono, Mustafa! Mallane me solito, mallane! Ah, Carmelisi, non attacco cani, non tras! Buona, Mustafa, buona cuccia! Filippe, qui state qua! Voi siete misi a paura! Chi non Mustafa lo sta facendo il festo? E fa tutto quanto! Facetemi capire perché a voi vestate un bangulla! Siete mica una gatta, una lupa. Non è, ma che ne faccio? Tu fai tutti questi ragionamenti. Io sono uno che si mette paura nei cani, che stai? Vabbè, Filippe, facete una cosa, aspettate loco. Io vado a stendere un po' di bucato qua sopra. Ah, e vai a stendere, vai. Sì, vai. Io mi godo un pochino questa bella aria di Rocca Letizia. Ah. E lei la cammosella, io no, e lei lo reggipetto, io no. Sti figli in rocchia! Carmelì, ma che stai? Muschilla, formicole, con me, muzzicato caca! Aspetta un po', come faccio vedere io a scostumare? Aspetta un po', aspetta. Sì. Scostumato! Io come scostumare? Ma che facete, Filippe? Venite a parte qua. Kill, lo me ne preda preso. Te ne prego! Tu sono dei ragazzi, non lo faccio più, voi siete dei bravi ragazzi, e chi lo dice più? Ma quali bravi ragazzi, mo beghi, bestie animali, io scioglio cangolla. Mamma, ascitelo qua fuori, Meglio mamma poca, noi! Aspettate, Filippe, voi. E vado posto, sono maniate le bucurune. Vai, vai! Ammazza, sciamo ammazza. Ma non dici di mala parola? No, io parlo pulito. Sì. Sentite ma come parlo pulito? Sì. Figli di madri che pasteggiano sui marciapiedi. Filippe, macro di me. Voi sapete che non facete niente. Che posso fare? Che già fa? Aspettate, mo ci penso io. Non continuo a usare. Aspettate. Vai! C'è sta un maresciallo di pubblica sicurezza. Uscite, facete tambure. E chiamate la sua maresciallo, facete che voglio. Maresciallo, la vita fa voi, aspetta. Sto scendo, ma resta tutto quanto. Ma no, già chi lo volte nel preso mi fanno male, ma poi E avete visto? E chi se guarda? Non è passata. Ah, Carmelì, e non chiagnere sembra, mamma. Casi brutto quando chiagna. Qua siamo nati e qua dobbiamo morire. Mezzo e patano. Ma io la città voi a papà. Ma ne voglio, me ne voglio andare a Milano a fare la cameriera. Guardate. E tengo mezzo e potete portare a Milano a fare cameriera. Sì, ci vado da sola. Maronna Filippe, avete sentito? Sola! Gesù sola, ma poi veramente pulito. Io a casa manca da 7 mesi. A 7 mesi si può concepire e sgravare un figlio. No. No, io faccio rimasto buono e capo volte nei preti, Filippe, ma quale figli? Capi, non ce ne stanno. Carmeli a mamma, senti a me. Vanno poco a parterino, no? Sveglia tuo padre e fa una bella tazza di caffè. Però a Filipperto scappa che lo ragliere. Va, mamma, va. No, voi lo sapete, voi per me siete come una seconda famiglia. E io questa volta sono venuto con la valigia. Maro, e perché vi siete disturbati? Maro, chissà quanto avete speso. Pasca! Vieni a vedere che regalo ti ha portato Filiberto. Ma veramente Filiberto non dovevate la valigia addirittura. No, chi
questo non è un regalo. Ah, no? Qui dentro ci sono le mie cosettine, Ah. la magliettina, le mutandine, i calzini. I pannolini. No, i pannolini no, li tenevo una volta. Io sono venuto da voi a passare una settimana. Ah. Poi ci troviamo bene, potremmo fare ore, 3, 4. Ah, villeggiatura. Siamo un po' insieme. Va bene? Sì, mo c'ho di Pascale, sì. Pascale, Pasca! Vieni a vorrei che regalo ti arriva da Napoli! Ma ti è arrivata, se posso sapere? Non c'è, Mamma calma! E che se c'è, me l'hai buttato a prezzo, già lo sapevo che niente si fa. Oh, stavo! Filipetto, non ne parlo più grosso, io vedo piccerino. Mo fa morire, mo fa, mamma! Ma sai visto piacere che mi farò vedere? Ti fa piacere. dimmi, guarda, Ti ma rende va. bene che Filipetto si sta con una settimana. Oh, e tu dici un regalo? E chi sei un regalone, Leonore? Questa è una gioia grande, Filipetto. Grazie, A 7, dove? A 7. grazie, Pasquale. Però parliamo da veri amici e da veri uomini. Ma quale gioia. Questo è un fastidio grande e mi dovete un poco sopportare, sia voi che Donna Eleonora. Ma che sta dicendo? Accettate questo scassamento di scatole come un'opera di carità. Ditemi. No, perché è un fatto di orgoglio. Tu lo sai che io vivo con mia sorella. Ma già appiccicato con mio cognato e me l'ha già voluto io. Babbo, Filippo, che ci sono cose che succedono a tutte le famiglie. Allora, chi mi voleva buffare mazzato? E se non me ne no, chi mi scassava che sei già a capo. Chi le fa sempre così, poi dopo si calma, io ritorno a casa e andiamo di nuovo pace e amore. Addirittura. Ecco da già dice, Filippo. Ora vai stai qua, quando come si stessa a casa tua, non ti preoccupare niente. Noi ci mi preoccupare. No. Quello è. Mi dispiace solo che sei venuto in un brutto momento, Filippo. La famiglia missa passando in un brutto momento. Sì, oggi Brutta capito. saia. Aspetta, Che sta? io me ne vado. Allora no. Caccione i soldi, non tengono la lira, ma come ti aiuto? Ci venuto proprio stiuso. Ah, catenare denaro, Filippo, a 7. Non ci vanno i soldi. Non ci vanno i soldi a 7, dai. Meno male. Oh, cuore papà suo, io. Tappo del re chiama mamma, camo a comincia prerca. Caro Filippo, Grazie. io non dormi più la notte. Dormo giorno per non mi incontrare con la gente. Che Ma te insomma, che aspetti che le spia la regina? E chiamma. Parecchini. La parecchini ma saranno qui a me, mamma e figli come state? Tutte e due. Vengo tutto unire se ci ngoppavo con lo sto. Sì, e prenditi un po' di bicarbonato. Ho bicarbonato, sì. Gesù, mi hanno fatto grava assai. Ma quando mai, Filippo? Voi la vedete a mia figlia, è bella, modestamente, tiene un po' di avvenenza. E io non volevo che questa grazia di Dio gli è sciupata, come è successo con me, oh morire. Hai capito a mia moglie? La me la devi conviettare a suo porco che sono io. E non mente, ti. Ti nomendo. Filippo, io sono stata a Roma. Bravo. Non si sente che sono stata a Roma? Assai. Sì. Io sono stata a Roma con mia figlia, no? E poi insomma se la potevo buttare proprio nel cinematografo. Ma perché a Roma stanno i bidoni più grandi? No! Lì la videoregistro. A registrare in mezzo a tutte le svergognate. Ma insomma, mo che sa chi che lo fai capire? Che l'hai fatto con costi male? No, per carità. Quelli registro, non la tocco nemmeno con un dito. È normale, se tu quando hai preso a preso, che puoi toccare? Vado dritto. No, niente, agite è normale, stava la mamma, non si tocca la Non si figliola. tocca, è giusto, non la tocco. Rispetto. Certo, quel registro era femminile omosessuale. È meglio ancora, no, stavate più tranquilla. Certo, la ragazza è comparsa solo una volta dentro al film. Comparso una sola volta, sì. Ma tu a Filiberti ci ha spiegato come è comparso. E ce lo spiego, che ce va a spiegare. Allora, vi spiego. È comparso. Ma
cara, mo ci dico. E insieme ad altre ragazze si facevano un bagnetto dentro a un laghetto. Un bagnetto. Annura. Annura come l'ha fatta mamma. Meno ferma. Là, noi a Santa Rella papà, là. Gesù, Giuseppe e Maria. Ma come si chiama questo film? Filippe, si tratta manca un minuto. Mamma, mi fai il cimino, non l'avete mai fatto? No, il cinema non ne faccio il cinema. Lì nel cimino, il registro, abbigliava un sciaccanazzo e un sciacco pure a deredo. E non male che nasce a chiare per tutto il film, Ma sciacchia, è l'unica parola che stava. Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria, fate la pace dell'anima mia. Ave Maria. Ma come si chiama questo film? Anzi, pazienza. Filippe, io non parlo nemmeno la mia lingua. Parlo francese. Ah, très bien, parla francese. Certamente. Esattamente, bravo. Tiene la doppia attrice. Doppiatrice, ignorante. Ignorante. È stata a Roma e non sapeva parlare nemmeno cinematografica Tropical, Come? Mai stava. Cinematografica. Non mi fai nervosire, io non mi ancora neanche a parlare. Attacca lei. Come si dice, Filippe? Cinematografica, sa, noi come hai Filippe. Ecco. Intanto appena l'hanno saputo in due paesi ci fosse stato uno Filippe che non si fosse avresti patente figli. Tutto il paese Rocca Letizia conosce a mia figlia Anur come l'ha fatta la mamma. Meno ferma. Gesù, Giuseppe, Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria. Ma come si chiama questo filmariello? Filippe, ma lei è una curiosità. Ma dove si avrebbe potuto? Ah, si pazzi, ma avrei film che femmina non. E tu mi stai chiedendo una continuazione. Che lo sono film pornografici, veramente stai facendo? Oh, mamma, ma tu senti film pornografici? Ma quali film pornografici? Ma c'è mio fratello morì! E ma vedi, mannaggia la miseria, mannaggia! E mi viene che andare a casa mi spiegava ricchini come io caffè. Quelli erano tutti novizi di monastero che si facevano bagnette dentro un laghetto. Si spogliavano tutti quanti santamente, Leonora. C'è pazienza. Pazienza. Io l'ho fatta partire anche col tuo consenso. Mio consenso? Ecco. Leonora, dai, ci fatta partire per su. E tu me l'hai buttata spogliata da casa. E che ero presente io sopra il setto? Mi facevano stare a me sopra il setto? Io provai ad andare a vedere. Ma appena il registro mi vide. Ah, no signora! Via, 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 via! Stiamo girando una scena molto, ma molto osè. Nei che capevo di questo sì. Io mi pensavo che era una cosa buona. Allora ricetta, dottor, facite la rosoleare bene a mia figlia. La via di popolare, stava facendo rosoleare. E tu sapevi niente che significava sosì, ausiliare, no? Come dice mamma te. Quello il regista alluccava gli astomava con meno turco. Non metteva paura, che ci chiedeva? Che era no se. E poi, a vuoi sapere la verità, mi mettevo scuorna. Pareva l'unica cafona a mezzo a tutti che li guagliona. Hai sentito, Filippe, che hai detto mia figlia? Hai detto che si vergognava. Ti mettevi scuorna. Posso dire dove faccio sentire io quando ha ragione. Oh, guarda, non sta, lascialo, No, faccio ma ci uscì. un pazziaco Una scina che sta attaccato da ingari. Ah, uguale, Filippe, non mi fa nervosire, magari non scioglie tu, venga qui, hai capito? Oh, non pazziaco. Mi mancava solo che si da casa nostra, stiamo a posto. Stiamo parlando fidanzati di mia figlia. Lei è promessa a un bravo giovane che sta in Germania per lavoro, al momento che stavano in campo. E volesse sapere poco, torna Carmelina. Poco quando viene, fammi sentire. Un buon uomo non può lo paese, un certo Giovannino del Preto, detto osi gettare. Osi gettare. Osi gettare, mamma mi pare che come parla. Osi gettare per dire che da piccolino sei nella chiesa con i salesiani, acconciava le sedie. Ecco. Non signore. Io le affezionati, sei. Io ero che li mani fanno a 4 a 4. Po. Boom, tutta mezz'ora. No, che ne ha finito. Ne hai scudato l'ultima volta che state qua? Non ha capacità di rompere 15, 16, 4 loro.
O stasera mi capiglio quarto, cammino, sì. Speriamo a Maronna che ci fa un miracolo. E decidimi una cosa, ma su società, lo sapevo fatto il film Laghetta, lo sapevo no? Quasi è il punto. Questo giovane lavora all'estero e proprio oggi arriva dalla Germania. Chi si mandava? Davanti a me, un po' fammi mazzata. Ma che da buffe mazzate, sono che canori lì. Ma sto un zitto, fammi sentire. Vabbè Pasca, battu tu hai. Sta Filiberto, oi. E so chi è bruchita, già l'altro qua. Ci c'ha passa lì. No signore, che non batte a nessuno. Che si è mai a spara, che sì, Filipe, facciamo una cosa, a parte rinda così ti mettono poco comodi e libertà, andiamoci. Però Pasca, aspetta un po', caro. No, e chi va a virinda là? Chi sa chi lo cosa là, no? E attaccano poco il cane, Hai paura del cane? No, io mi cago proprio sotto il cane. E sta fa bocca Filipe, faccio bacino. Io non faccio niente, se tu attacco il cane, se non faccio il cane. Non stai con me a preoccupare niente. Bravo, attacco il cane. Lì in questa casa, è l'unica scema che mi rispetta. Mamma e figlia fanno finta di non sentire niente. Andiamoci, mi amma la parte rinda. Aspetta, allora. Che sta? Aspetta. Non ci può. Apri il passaggio, andiamoci. Managgia io a sto paese. Ma Carmeli, non te ne fai una malattia. Caccia la lingua fuori a tutto quanto. Volesse cielo potesse fare. Ecco. Donna Eleonora, buongiorno. Uè, Franze, buongiorno. Che è un trasso? Suoi passaggi, oggi portate una trentina roba fresca per Carmelina. Ah, quanto è bello, va fresco. Portarina, mamma. Ma che lei non saluta, vaglione, è diventato muto. Buongiorno. Ma l'hai fatto qualcosa? No, sapete che resto è viscera. Come mi dispiace. Oggi torna Giovannino, figlio mio dalla Germania. Ho sapito. Ecco, non vi rifaccia le ragazzanima. Perché? Qualche cosa? No, niente. Te l'ha già voluto dicere. State buono. È stato buono, Frange, ciao. Arrivo da Corriere del 5. Oh, figlia mia. E allora? No, niente. State buono. È stata buona. No, a Roma le 5 si chiamano le 17. È un brutto numero. Frange, ma mi devi dire qualche cosa? No, niente. State buono. È stata buona. Ma cosa sono che dice? Ma non è di bella che sta cosa! Eleonora, io! E me, tu! No, niente, state buono! Ah, ma buttata! Ah, vieni una bocca! Vieni una bocca! Non ci avvicina tutti! Ma non è la caretta! Questo è bello del paese. Si trova roba fresca, Callanella, è genuina. Filipe, Oi. ma voi quando ve ne tornate a Napoli? E di meno, perché devo che mangio su cuore, già me la già Oh, Filipe, io vorrei venire a casa di vostra sorella per 4-5 mesi. E allora si scende, mi hanno detto non capisci. Ma io mi da città che mi hanno salutato a me, perché mi avevo fatto il mio cognato e ti porto pure a te. Filipe, io mi confido con voi come un prete in segreta confessione. E allora devi parlare su campo a pallone. No, E allora, aspettate, mo sposta. però si schiattano loro. E allora devi parlare, fammi sentire. Aspettate un attimo, fatemi vedere se posso parlare. Non mi muovete d'acqua. Ah, se grava assai ho fatto, aspettate proprio a me come dice. Filipe, voi pazziate. Io sono incinta. Salute! Mamma e papà non sanno niente.
Ma fammi capire una cosa, ma il registro non era femminile omosessuale, non è potuto essere. Ma che c'è secco, Filippe? Chi è successo mese maggio, quando siamo tornati a Roma? Filippetto, mi dovete aiutare voi! Ma come Figliola! Come possiamo fare? Mannaggia capatoio! Aspetta, fammi pensare poco, come vogliamo fare? Niente, sto guaglione molto in mano, è maleducato, è scostumato, è un cozzo, che cos'è questo? Si può parlare? Dovrebbe essere persone educate. Ah vabbè, allora mo tu me la presenti, io dico che sono tuo zio e poi man mano conosco il padre del bambino e ci dico a tua mamma e a tuo padre e venimmela a parare. Eccolo, Filippetto, Chi è venuto? l'avvocato Chianese. Ah, e mo perché? Aspettiamo, Andate, non ci piamo cose, mo risolviamo tutto. andate. Avvocato Chianese! Chianese, io sono l'avvocato Chianese. A me li già mi fate sbagliare o no? Ma come già avvocato, sentite un poco, potete entrare un momento? Perché non uscite voi, ma uscite a capello? Avvocato, parlando seriamente, io aspetto un bambino. E aspettalo pure. State d'accordo? Chi l'avesse a venire non l'avesse a trovare. Me li hai capiti, Mamma mia, me li che pigliate. Ma forse voi vi divertite a fare la parte del mascalzone, non hai capito? Ma come Ma non la signorina! Non la sapete, capisco? Quello fu un felice incontro di anime. Filippe, quello fu un felice incontro di anime. Ma voi non vi ricordate? A lune maggio, vino che scietto in casa. Vabbè, si piega pure un vino in capo, stiamo a posto. Per me, io non tengo una linea. Così, e quando è bene Sant'Antonio, io gioco, bevo e ducissi in fondo, sono pure laureato. No, laureato no, che combinato, mamma mia, con tutte le guide si laureato. Non li va fatto. Ma che te ne fai un chine rifietto come a me? Eh. E poi cosa dico? Io, o marito, non lo so ce fa. Ah, vabbè, allora. Qual è il problema? Ve lo insegno io. Ma perché voi state surati? Ti sono misurato, da quando mi sono asciutto. Oh no, dico, voi state surati nel senso... Io non corro, come faccio a stare surato? Ti cammino. State sposati? Giurato! Giurato, Con l'avvocato, chi si tiene la terza elementare a pagamento? Guarda l'avvocato. Guarda. Non state sposati? No! Perché No! così pazzi? Ma lo leggi il Vangelo no? Non fare agli altri quello che non vuoi che venga fatto a te. Così pazzi? Io non è sposato, parlo con te. Ma sei allato pure, fammi venire. Carmelino, ma tu sei sicuro che chi sia avvocato? Filippe, ecco pulita me. Va bene, però c'è buono che sacci io padre o creatura. E fammi capire una cosa, fammi capire. Filippe, Che è questo? Filippe. Carme, tu sola non mi basta, ma ce ne vanno tre. Carme, io sono più buone paste e tu che stai le a sapere. Ma che Remo canti pure. Ecco Remo, non si può manco cantare più. Senti, ma scusate, ma voi forse facete parte? Non corre, io vado alla gamma seria, questi guaglioni che stanno qua fuori, non ci devo capire. Ma non mi abbraccia, ma manca da ricordo. A lune maggio, vino che scietto in casa. Carmeli, ma forse chi tu conosce l'avvocato o fa da testimone? Ma no signora. E allora non ci fa sapere fatto tuoi a tutto il paese. E lui, davanti a mio zio posso parlare. Aspetto un bambino. Nare da rete, aspetto un bambino che è andato a comprare le sigarette e ancora deve venire. Non va a sapere fatto tuoi a tutti Ma qua. zio, chi lo stava buona? Carmeli, fammi capire, lo sa o non lo sa? Filippe, ma è isso, padro creatura! E lui? Sì. Carmeli, ma vuoi capire che sono uno sfasolato?
io non tengo né ce la guarda e né terra camminare. Chi sta in un paese che non fa bene a nessuno. E voi oggi? Hai sbagliato un po'. Voi siete sposati? Ti sono sposato? Sì. E allora spiegate ancella voi che significa portare avanti una famiglia. Per me fate coraggio, capite in un passaggio, tu mi recista sino a sera maggia. E mamma vuoi sposare? Ma a me chi mo fa fa? A me chi mo fa fa? Carme, ma tu mi fai capire buono che io padre o creatura, se no perdiamo tempo. Filippe, io stavo nella disperazione. Dopo quel film pensare, mo a me, chi mi sposa più? L'avvocato mi dette a capire che mi sposava e poi subito dopo si ritirò. Che dovevo fare io? Mi dovevo prendere la barrichina? No, ma amore di, no, con la marichina. Sì, mo, per pigliare sta situazione, ha già sbrugliato forza a qualcuno. E a così, a sera roba. Ah, così questa fu la terza sera, diciamo. Oggi capite? Vabbè, però mo dobbiamo puntare solo su una persona, mica su un esercito di gente qua. Solo uno a destra, o padre o creatura. Eccolo. Io pure la pavalla qua. E c'è? No, sto scemo ragazze sei. Ah, Camelia, Cucù, e Carmeli, ma chi è questo? Chi è? Chi sei? Tu chi sei? Ma volete capire che ci facete spaventare facendo un cane che non ti ha paura del Che ci cane? posso fare, my friend? Io faccio l'ocellato, io tengo a casa chi che non c'è? Basta mietare gli animali, compagni tuoi, va! Oh, ma cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi pappavallo? Ma chi c'è questo? Chi c'è? Ma chi esce? No, Filippe ha detto chi sei? Zio Filiberto, sa tutto. Tu essere allora grande studioso, tu avere pubara alla capa, tu andare da me con buongiorno, sì, rischia tutto, lascia una dopo, sì, con quella faccia studiosa. Ma come tu chiamare? E come mi chiamo? Filiberto. E ti chiamare come mi uccide? Oh, poi succederà! Non può chiamare Filiberto! Ma tu pazzi, ma tu ti sei scordato che hai aspetto una creatura? Ah, pure! Nicoli, ma tu non ricorda l'une maggio? Carmelina, e mo cominciamo un'altra volta con sta lasagna, come dire a Napoli? Lagna, quale lasagna? Ti ho spiegato te, Gio Filiberto, io ho spiegato a lei, tu devi avere un po' di pazienza. Io non stare tanto bene, io avere febbre malare, come dire, vuoi a Napoli? Guarda Filiberto, No, tu credi, io non stare tanto bene, l'aria di questo paese, non essere buono, guarda Filiberto, ti devi ti fare con gli animali, io come dire, voglio tornare via a terra, e ci costa lacrima, sta bene, Mario così bene. vuoi a Napoli, forse è meglio che io andare via Filiberto, dai. Andiamoci, Filippe, Ma cosa vuoi? Oh, pappavallo, ma che cavolo! Oh, cosa vuoi? Tu e ti scusi, Filiberto, andiamoci! Ma non aver con l'uccello qui, non aver con l'uccello qui! Ma io ho avere pulmano la capa, cip. Studiamo con quella faccia! A me, si viene l'avvocato, a chi se le viene in due scassi, sicuro però! Filippe, io stavo nella disperazione. Ma dimmi una cosa, con quelli che vengono dalla Germania, non si gettata! Come ci hai fatto a non immagino che avevo in casa? Oh, che sciazzecco! Quello è il mio fidanzato ufficiale, ci faceva l'amore già da prima. Ah, è peccato, per ragione, Santarellina! Ma nella disperazione, dico io, ti hai mai confidato con qualcuno? Con mamma, con papà, con un amico? Ma siete pazzi, Filippe, si è parlata. Ma mamma c'era, papà c'era, e io scegliamo sta fangolla. Con i quattro bello verbo! Ma io stavo a casa a buscare mio cognato, ma che sono venuto a fare?
Ma mica Carmeli, sta venendo Giovannino, Ma vi masciare la Mustafa. Basta, muovi, cazzo qua fuori che sta venendo Giovannino. Mamma, io mi metto troppo paura. Ma vergogna si va ormai, Filippo, lancio vicino. No, tu mi dici no. Si sta mettendo il fior di pelo, tu ti metti a tuzzolare da spalla. La virare tu ne hai, va. Aveva ragione, Marico. Ma perché non cacciamo Mustafa qua fuori? Fosse un mese per proteggere qua. Attendere, tu va. È stato buono, ci vediamo Buonasera, buonasera. buonasera. Ah, no, vai, vieni a casa, ci faccio con mia figlia, tu rimani qua. Fate una via. Sta concentrando i combattimenti. Ma questa situazione come me l'ha uscita? A questo ci pensi papà, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, ci pensi quando vengono tutti gli onori. Bravo Pasquale, ma che dobbiamo fare? Che mi fa? Elena, ecco la prima che sembra di un lingua e dicesse... Madonna. O a me si segge anni, non si può mai sapere. Mamma mia, aveva ragione, chi ne so, una ciacci. Mamma mia, togliete le sedie, muovetevi. Filippo, Le seggi sono pericolose, mettete l'angolo poi. Le seggi sono pericolose. Guarda le seggi, e che fate? se voi non mangiate le sedie non è posto luogo. No, mettete l'angolo per seggi, chi le fa male che seggi, è pericoloso. E Filippo ha voluto un caffè, non ci E capite. perché, che Non avete capito che dobbiamo togliere le sedie? togliamo. Pure queste mi serve. Vi dovete soffrire, uno. E lo adesso è già infatti buono, lo adesso. Distruggiava mamma. Tutto cosa prego, poi. Filippo, ma che sta anche? non mi capite quando parlo. No, e dici lo adesso è, già infatti buono, lo adesso è. Ma vostro posto però, Posto? vostro cognato, va mannato perché voi No, ogni tanto, baby, perché vedo che non capite che vi dovete No, soffrire. ma E tu due sa. Ma E non ci è lui a messaggiare. Aspettate, questo ci può servire, tipo a me sa che la metto qua. Fa buono, Chi la vuole e Martini se la prende. I terminati mai, sia una cosa, abbiamo a due mani. Ma chi si vogliono che sa? Mamma, non diciamo niente perché mio figlio non deve passare un guaglio. Ascita per lui con una scusa. E allora ditegli che non si facesse vedere più. Tanto io me ne vado a Napoli a vivere con Filiberto. Sto piezze carogni, ma gli dai tu fatte, ne? Filippo è bello no frate, che legge scemo su lui. Ma cambiati invece da vedere. Ma non c'è detto niente anche. Perché poi secondo te io mannassa mia figlia vivere a Napoli solo senza me. E fammi sentire. Mannassa a te, a figli ma a Napoli senza me, che dici? È facile sentire una cosa. E Mustafa mannassa a Napoli, solo, a tutte e tre senza un cane. O tengi un cane. Io me ne voglio andare. Ho schifato a lui, il paese e alla sua famiglia. E se non glielo dite voi, se glielo va. dico io. Tanto si deve scordare di me. Vabbè. Fate Roma ce li mi scudate in questa casa. Ma insomma, che chiama tu? Non mi ha su paura io. Il dritto dritto vieni qua e ci piglia schiaffa a tutto quanto come sta, noi. Schiaffo. La schiaffa, vorrei che mamma mettesse in mano con la femmina con mamma. E vorrei che mettessimo l'uovo padre alla fidanzata, che dici? E volete vedere che sta alla fine in mano la sta mettendo. Ma ci devo capire che c'è zecca. Signore, le mani ne mette con la nessuno. La pensate buono che non ci viene proprio io. Fate silenziosamente a tutto qua. Buonasera a tutti quanti! Come state signore, come state? Come devo stare? Sempre mi è zeppata. Carmela non ci sta. No, stanno proprio con Poletto. E lasciate la busta, andate a salutare. Andiamo. Fatto piacere. Andiamo. Lo so sciupato. Se sciupa. È che le ha stanchezze signore. Sto viaggiando da 24 ore sempre all'impiedi e non ce la faccio più. Ma no, che re. Ma che dico logo? Vedi? Senti, non ce ne sta. No, come? Ci sta nel senso. No, mamma mia, ieri sera a Chiupeto. E l'hanno vista nuotare, ci hanno Siamo a casa. ieri sera a Chiupeto e si è lagato tutta casa. E l'abbiamo messa da padre Io adesso andiamo qua da terra a te. No, ma ragione, fammi pensare, dove
L'abbiamo messo in terrazzo. Quando si sono asciuttate le prendiamo e ci stiamo. Facile. Bravo. Ma va asciugate! Non potete vediamo non si non si è visto mai una ragazza che sta mandando la sera. Lo passiamo 24 ore di viaggio e un fermato dritto e 2 alla sera. E sempre sono importanti, signore. Ho sapito a te mangiamo, non si quindi è senza ciavarra. Nonna, finito, dove sta Filippo? Vedi a Filippo, te ne dico io. Ma tieni in mente chi sta aiuta a me. Oh, stiamo facendo l'uovo, stiamo... la gallina che aveva segnato. Magari ago. Filippo, Giovannino, ti voglio presentare il maresciallo Carrozza. Ma se voleva no? Intimo amico di mio marito. Giovanni si conosce da quando erano piccoli così. Se mi dà un boccaccio te tu. Piacere, maresciallo, ma facetemi sentire. Maresciallo che... Di che? Ma so, scialleghe, Di pubblica sicurezza, che pure manetta pistola. È giusto che le calci si vede in giro. No, però sono un pacifista, io sto in pensione, io non tocco neanche una mosca, ma gli ha saputo ma non accido. Vedete come sono pacifistino. Giovanni non è vero, pacifista o meno, se ha da arrestare uno o il resto. Babona, Filippo, c'è sta aspettando ce ne può, Ah, ci piace stai già po'. E seggi, comodità, sfruttiamo. Oi. Poi. Ecco qua, oi. E mo che mi occupa del seggi. Potremmo fare pure le chiacchiere, Giovanni. Ecco qua, Giovanni, tu devi chiedere, una poco... No, basta andare. No, non dare. No, dico non dar retta, ma no. No, già domandare una cosa a Giovanni, ma fai domandare, signore? E dopo? No, non ci vai ci. Ma perché guardate là? Ma perché chi c'è stato? Dare, chi c'è stato? Ma forse scorro piano coppa, vero? Sarà bene. Ma mettete così, c'è l'uomo sotto, sai scorrere? Signora, scorre! Chiudete la fontana. No, la secchiate, dimmi. No, ti secchi, va bene, va Non dare retta. Va bene. Non dare retta. Mi è stato un bracano del cervello. Va bene. Oh, Basca, ma che mi volete domandare? Ecco qua, Giovanni, non ci pazienza, capito? Io volevo capire poco dove essere in Germania, come passi. Oh, Basca, tutto sta muina, poi che si volevano sapere? Ma nel senso come da già ricere, la sera che facevi guarda a biliardo, a carte, fammi capire. Ah, Basca, ma chi esce con quel freddo? Ma non potessi tornare a questo bello paese mio con le sere sempre piene di stelle. E se non è una cosa, Giovanni, io sono curioso, voglio sapere, capito? Ma o cinematografica È fissato con Tropical. come Filippo non ci pazienza io. Cinematografica Savente. Come Tropical, no, Savente Tropical. Pomeriggio Filippo, dica, ci andate ma. O cinematografo germanese. Ma che capiscono questi germani? Oh, Basca, avrà ragione vostra moglie. Ma vedete là in un modo o nell'altro è serata pure a passare. E qualche volta gli amici qualche film lo vanno a vedere. Ah, ci vanno. Ci vanno, non ne no. Pure perché sono film che parole non servono. Ah, no. Sono film pornografici. Mamma mia, che Anche là si fanno questi film. No, questi film come li chiami tu, fanno a tutte parti. A me questi film non mi sono mai piaciuti. Forse campacento, guarda come si vede un guaglione bello, serio, pulito e assassinato, là. Siete Giovanni, fate vedere. Come se non mi sapessi. Guarda qua, va. che ciò? No, come buono, si vede che è un buon guaglione, non si vuole male a me. Guarda come si vede tutte le educazioni dei cagatiani, no? Ma quali caghettiani? Mica razza una parola. Salesiana. Salesiano. Un basca, tutte che le femmine che si spogliano. Che schifo. E a volte vedete ragazze di neanche 20 anni. No, pure più piccirello. È proprio uno schifo. Babbo, vuoi poi che noi ciao, mi vediamo questi poveri guaglioni. Mai che vuoi. Io magari lo fanno senza malizia, Giovanni. Mamma, ce lo do bascare. E infatti mi può pigliarsi con loro, no.
Ma è a chi struppiasso veramente! Sono chipati in mamma sotto a mettere! E soprattutto in mamma la messa a capo con mano non scico! Cocco in abbondanza e le donne in gravidanza. Cocco per tutti, per i belli e per i brutti. Cocco a fettine e ti crescono le tettine. Facci pazienza, ma tu aspettare, sì o no? Ma che non ti piace o cocco? Ma io ti capirò chi se l'hai invitato tu e è venuto in stage spontanea volontà, io che stai già capito? E volessi tu cocchis? Facci pazienza, metti dammi un nuovo cocco allora, poi... Vasca, te cura che canarolo. Che succede? Che canarolo, Vasca. Mustafa, sta attaccando. Ma no, non faccia da tu Mustafa! Chi è sto Mustafa? Facci non capi, chi è? O scendere alla con E non chiama da Mustafa? non lo chiamo. Figlio, beh, non mi fai nervosi, figlio, come te lo dico, io sciogli e tu venga qui. Mustafa Giovanni, io guardo questo, come assino lo sai che sta maniera, si vero, io No, no, è più grosso. quando è tanto? Oh, è più grosso ancora. Ma che non lo so? No, è più basso. Quando? Sì, è tanto. Anche il colpino. Magari è lo buffo sto qua. Oggi no. Giovanni, non mastini, insomma. E poi mandarini, una bocca tanto. No, è più grosso. No, è più grosso. Guarda la come ali fa? Magari non è vero. È tornata in modo sta canzone. No signora, Giovanni, che lo so, vogliono lo paese che non sanno che lo canta, ne capito? Mariscia, è che sta faticando poco fa, resta zitto. Aro, già ti passato tu, che lo te ne hai preso. Oh no. Ma guarda Mariscia! No. Io per essere giorno come tu! Così pazza. Ma sai, un guaio per amore di Dio, voi la vita. Io già passo qua, io. Grande, una vita passata. Magnacce, Non riesco, ma che stai facendo? Madonna! una mazza! Che è successo? Si buca per doppio fratelli! Ma questa cosa, mamma mia, ma mamma mia! Io ne vendo a chissà da qua, va? Fai capire che mi ha buttato un portogallo! Ah, chi stiamo portuale? Vado portale! Sta visto, ma lei in italiano, portogallo! Aspetta, non prendo una pezza parlata. Guarda una pezza! Guarda un po' che carte pure, guarda una carta, Oh, non mi ha aspettato Riccardo, Ah, chiaro! Ehi, è andato! Carmeli! Attacco qua! Buono, Mustafa, buono! Ma che è la voce Cameli? No, raga. Ah, che dritto un cane parlante! Che cane? Ah, dritto un cane! Ma no! Io volevo dire Carmelino, è sempre stato cane. Ma signore Giovanni, che Eleonora si è distratta! Bravo. Hai detto una cosa parlata, Non Eleonora si è distratta. Oppure ci ha pensato che Carmelo non mi può fare. No, ma quando mai fa questi pensieri brutti? Ma mami, Giovanni, senti, io sto stanco, ma voglio aspettare per forza. Voglio aspettare, basta. forza, Giovanni, aspettiamoci No, no! Mi viene Pasquale, è arrivato un momento e ci guarda in faccia. Signore, guardiamoci in faccia, ma riguardiamoci a settare. E babbo, accettato, non Pasquale. Rimane in comodità. Accettato. Mamma, andiamo. Andiamo, forza, stasera. Tu va là, senta. Vicinai. Vai, si va dove sei, vai, Giovanni, stai bene, è bello là, c'è il sole, bello. Bello proprio. No, no, è bello. Ah, ma tu giorni è buono. No, è bello. Non Pasquale, vai, ci fa una domanda. Certo. Ma insomma, innaggica, ma chi sei tutto quanto amico, buono trovo. Ma che è successo? Non Pasquale. Ma che è successo il luogo mentre non ci sono stato? Madonna. Sono una roba seria. Non Pasquale, facciamo il pezzone serio, tanto già sacci tutte cose. E sacci che Carmelo è stato a Roma e ha fatto una brutta cosa rindo cinematografo. No. Sono una roba seria. State fermo sti mani. Zitto. Amore, vieni qua, no? Dopo, dai, lì sta mano. No. E lei non deve stare fermi, capito? Ah, già parlato con Giovanni. Non voglio giocare. Vuoi giocare? E mo non è un momento di giocare. E non giochiamo. Ecco qua, Giovanni. Vedete che sta qua, Mentre tu stivi in Germania per lavoro, mia figlia è venuta a Roma.
Aiuta a Roma, eh? Ci l'ho portati. Ha fatto una brutta cosa rindo cinema. Ecco qua. Mo c'ha la git. A così stiamo a posto. Pasca. E questo te l'ha detto lui. E sacci pure come è uscito rindo film, un Pasca. L'ha visto tutto il paese. Ma no, Pasca, no. Un momento. Cioè, tanto tutti i mandi mese. Ciao, finissimo. Ma mi fai cagare a piacere Zitto. Ma fai parlare i dettagli si male, capito che dettagli? Dettaglio. Ecco qua, Giovanni, come vedi non dai nascosto niente. Mia figlia esce da un'ora rindo film. Sì signore. Mi sono un nome serio e vicino noi. A nulla. È uscito a nulla. Facitamente la bre. A numero. A nulla. E c'è bisogno che venivi qua. Ti accattavo un biglietto e te avevi nel cinematografo. Ma non ti preoccupate, Donella, facite la sciga e non la faccio niente. E poi non basca, facite per una sala. Ma caggiarire, Giovanni, caggiarire. Io voglio ancora bene che melodia! Ma guarda come bello. Caggiarire, quando è che stai? Come nome moon. Non offendendo i presenti. Ottengo tutto a casa, tutto a casa qua. Hai perso. Hai canna, a psicologia. E tu tenevi questa cosa in capo e non me l'avevi mai detto. Allora, ma la nonna che sta morendo non si mai accorto. E che vuoi fare che lui non sapeva che stava ridendo? No, fa amore di tenevo diritto a dire, io sotto a moglie, se ti capita una cosa, a chi lo lasci? Fammi capire questa psicologia. Ma carena, era di Tano, palazzo di casa. No, ma amore di questa psicologia mi spetta e me la prendo, ma piglio, si muore, ma piglio. È Va mia. bene. Va bene, prenditela. La psicologia è tua, va bene? Ma prima da prima vorrei sapere che cos'è la psicologia. È giusto, Giovannino? È giusto. Ora faccio un esempio, faccio sta Giovannino, o Giovannino sta parlando, va bene? Mentre Giovannino parla, i piglia, o ferma, o blocca, E indovina cosa vuole dire? Oh, allora mi sei. Ti sto dicendo che la psicologia è tua. Me la prendo. No, la psicologia è tua. Me la prendo. Prenditela. Giovanni, guarda ma buona faccia. Tu vedi che a Carmelina va bene ancora. Non basca io adesso ve l'ho detto. Ma già capi buono però. Questa cosa che tu tieni in capo è quando viene cosa a roba che te l'ha nitto. E scusate, ma già capi buono. No, ma se ogni volta che parlo tu mi interrompi sempre. Mi fai perdere tutta la concentrazione. Dunque, Giovannina, che a Carmelina va bene ancora. Giusto. Poi che significa quando uno è collegato con la psicologia? Poi, ding, ding, ding. Ma non sapevo, scusa per dire i chiacchiere che ci stanno in tuo paese. Ma quando vai, ma basca? Pasca, bello Romy. Prendi questa cosa che tieni in capo, no? Via, la psicologia non ti serve, via, pupù. Non basca, quello c'ha ragione vostra moglie. Ma come non porta a me le chiacchiere ragione? Tanto a Camelina me la porto su in Germania con me. Bella, in un momento. Mi portavo pure a me che sto in gamma. Venite, signori. E a me, tu, Carmelina, e a Pasquale resta qua. A chi la Pasquale resta con dei pecore, capito? E beh, mannaggia, la vita mia, il dubbio mio è uno. La famiglia mia. Non basca che ho sapito che il papà è non mi principio. Qui ho da pensare che tempo fa, o frate mettette incinta una cameriera cinese. E chi le pretendeva che a poco gli aveva fino in Cina per riparare. Oh, mamma mia. E che esagerazione, Giovanni. Ma figurati se i cinesi si portavano il frate e me saluti. Insomma, le gente ci gravano con me conigli al momento. Ma mi sai riuscito tu a me un cinese ma con la cagnavia. Non basca però ad essere onesti. A parte la questione dello cinematografo, Carmelina non ha fatto niente a te male. No, ma no, a Roma. Ma che? Quelli erano tutti femminili, omosessuali, gente seria. Giovanni, aspetta un momento.
Prima se oggi capita buoni e lampa di genio del tuo pensiero. Ah mamma, mia figlia Carmelina è con me un cicchio bianco immacolato che posto a mano a Sant'Andrea. Oh Pasqua, chiamate a me che la voglio fare. Aspettate, Chiama, aspettate, come la chiamo? Maresciallo, facci darsi di a Carmelì! Carmelina mi manda a dire che non vuole uscire. Come non vuole uscire? Ma io direi... Entrate voi, entrate. Don Pasqua, non so se posso. Entrate. Don Pasqua, allora io... Giovanni, aspetta un momento. Prima se oggi capita buoni e lampa di genio del tuo pensiero. Eleno, Sì. mi sto collegando a Sta psicologia. collegando? Ehi. Giovanni, tu potrai sia in te poveri a Carmelina, diciamo. Oh, Don Pasqua, già dici pazienza. Basta! Tu ti la ricoverò! Oh, mamma mia! E non mi andai tradurno, ma! A chi sto cane non lo dice niente. Sei imbucato! Solo come che ce l'ava sto cane. Mamma mia! Che bonito! Niente, Sta dice... sbagliata a chi lo cane, hai visto? Chi? Era vero? Chi è che è diventato come una vera? Chi? O cane? Giovannina. O cane o Giovannina? Vabbè, è stata proprio bella, ha detto che se la sposa, figlia mi sa sposa, figlia mia va bene ancora. La porti in Germania pure. Pure in Germania, sapevo. E vabbè, a Pasquale resta sempre qua, vero? A chi la Pasquale resta sempre a guardare, ricapi? Mamma mia. Ma io non hai capito una cosa. Sto troppo Light bene. che sa lo sposato e tu chiami. Ma non Pasquale, tu non capisci proprio niente della psicologia, non ti fa ragionare. Quello non è Chianti. È frascate, Eleno. È discarico della tensione. Il devo discarico. No, non si riesce, C'è una mala parola, babbo, ma non hanno poca parterina, tu, Felipe. Ma per i pochi guaglioni che stanno combinando. Non ti fatto tu, devi mettere sempre a mieta. Perché? Si staranno facendo due carezze, belli carezze. Ma fai carezze. Carezze. E facciamo la fai carezze. E fatto tu io. Ebbene, siamo mamma nata con presente. Ecco qua, non va a craes, non scippa a me. E ci siamo chiariti presto. Ma che stai dicendo? No, dice che li belli pacchero. Oh, spacca la faccia, veramente. Quello è un fatto affettive, pacchine, capito? Pacchero niente come, capito? E pure sta fatto. Pacchero. Babbo, tamma, c'era un po' Ecco. che facciamo finta che non mandiesani. Infatti, Don Pasqua, pure perché è arrivato il momento di pensare alla famiglia mia. E questo ci ha pensato tu, ma Giovanni. E ci hai pensato, Don Pasqua, e sapete? Io pensando, che la Carmelina è incinta. Oh. E chi ve l'ha detto? Il telegiornale. Anche delle l'1:30 dici quando ne incinti. Chi stai stunato? No, beh, è un trucco per convincere il padre. Giovanni Night, facciamo finta che Carmelina aspetta un bambino. Ah, facciamo apposta, non è vero, facciamo apposta. Per posto, per no, ma quale a posto? No, non lo voglio fare. Ma che no, questo no è questo sì. Hai naci capito, ok. E a mia figlia non la faccio stringere incinta nemmeno per finzione, è chiaro sì o no? Ha ragione, Ha ragione. Tu che ti sposi Giovanni, ne capito? Ti sposi, io vengo in Germania con voi, mi porto pure a me. Ma perché non è... Ho capito. Ma perché non l'avesse a fare? Facetemi sentire. Per l'onore o per la faccia? Ma facetemi piacere tutto quanto. No, ho detto no, non lo voglio fare. E non lo facete. E vabbè, con mezzo all'onore, vabbè. Mezzo all'onore, per mezzo alla faccia. Io, se mi trovo buciardo con papà, che là mi sparo, un Pasqua. Ah signore Giovanni, che queste cose non ne faccio. Io sono un uomo serio e non ne faccio si fa ghiacciate, capito no? Madonna Pasqua, tu due parole solo devi dire. L'onore figlio, messa, cosa sposa, o la cira. Hai capito mamma? Ecco. E la sa ricorda ancora la sceneggiata 20 anni fa teatro pure. Eleno, tu stai perdendo il cervello, tu stai perdendo la capa. Quando ce ne state voi, andate a mettere tutto quanto la capa sotto all'acqua. Un Pasqua. Chi lo si piglia a bronchino? Che ne c'è il filo, guardate là. Ah, chi va? Un Pasqua, voi andate a fare la famiglia mia, tra poco li vedete arrivare. Giovanni, io agito che queste cose non ne faccio, perché sono un uomo serio. E non mi chiamate perché si esca fuori dico tutto cose. Boh, come fa?
Ma fa? Ariscia. Tirate I pagliacciati non ne faccio, capito? Che fai pagliacciato? I sono un uomo pezzo. I sono un uomo serio. Marescia, mettetevi di vedetta qua fuori. Quando li vedete arrivare ci avvertite. Ma quella vedete, si è fatto piantone. Ma io non ne so c'è sta gente, che bello che capo. Chiunque passa dice scusate siete traziccatini. Ma come mette a fare capo? Ma che ci vuole a vedere un marito e una moglie con la camminatura incazzata? Ma che tengono le crisi epilettiche sta gente? Così, Filippo, così dovrò camminare così. Oh, cabrera, date fatica mamma mia, non fa niente. Giovanni, allora, mio marito lo vedi, si arrabbia, però in fondo si calma, non ti preoccupare. Sparam, Madonnello, no, sparam. Non ti preoccupare, calmati. Ehi, di bordo! 2 navicelle molto incazzate a dritta! Ma che stai dicendo? Che sto dicendo? Stanno venendo sti cuozzetti! Io parlo con Carmelino, voi convincete Anton Pasquale, ma Va bene, ci rimano. E che se ne vanno trovando questi qua? Oh mamma mia! Ma c'è come si può capire? Sto camminando. Uccialla, oi! Mamma parla un attimo con l'amica. Mamma beh, Ehi! mamma beh, figli mi sta qua. Scusate, e voi chi siete? Gli sono, permettete, Piacere! gli sono da donna mezza volta. E io sono... Non mi posso non mi ricite perché tanto non me lo ricordo. Sta venendo pure Vincenzo, noi. Vincenzo! Ma ci scordate a Vincenzo! un buottone, sa scusate! Vincenzo! Vincenzo! Vincenzo attacca al leone vicino all'albero a oliva! Scusate, ma chi è il mio? L'ex presidente della Repubblica. Scusate amica, ma chi può essere leone? Leone canilla mia, no? No, tu cane, che sta mettendo i cane, mamma! Amica, ricapitolando. Eh, Io sono da donna mezza volta e che le moglie mi francese. Vuoi piacere? Chissà che sarà Licenza voto. Piacere, piacere! Che dici, fammi farmi! Mi hai fatto male la mano, me la vuoi dare la mano? Tenita. Un anello della forza! Ce l'ha già fatta sentire, Bravo Vincenzone, bravo. Voi tenete una faccia conosciuta. Faccio vi sta toccata a parte. Dai, non ci mi visto a me voi, Però come sa? No. Ho pas fermato troppo il mano. Non ci mi visto, mi siete a piazza. Ma è impossibile che ci mi visto a me voi, perché io vengo da Napoli e vengo a trovare ogni tanto questi miei amici. Ma stai mai zitto, ma insomma tu la parla sempre. Ma io l'ho fatto per scoprire se eri qualcuno lo cinematografa. Un cinematografo? Ah, così combinato. Scusate amica, che la signora mi ha pigliato per la lentelonna. Io sono Luigi Emerso. Una cosa. Ma l'uomo è pazzo alla No, battiamo più, basta. l'uomo stia fuori mia mia. No, lei ha detto cosa, amico? No, c'ha chiamato i compagni nei posti, sino a caso c'ero 48. No, non può morire, mo' pagare chiamare. E per me ci muove. Mo' vai. Questa mezza volta che mi trovano un bottiglione! Chi si fa pure il barzelletta? Vieni Caterica, chi si è prima che ha venuto paleato? Oh, a busco tu a piessa a figlio dell'uomo. Ma chi le serve figlio te? State zitto che ti piglia a pacca. Perché? Tu è inutile che fai perché io a capa non mai ho. Dai qua. Figlio di Giovannina, ma l'hai cresciuto, voglio bene, ma non è figlio a me. Ma l'uomo sta fissando il cervello. Ma secondo te si tesse fatto un torto? Io non deve essere io. Tanto a me lo pagliatone più che mi cagnava. Ma insomma, volimmo ragionare poco, no? Ragionammo. Ma secondo te, non come a me, come faceva a scino cose sicche all'uomo come chi? Ah, Francesco, quando uno è figlio veramente, sapere, oi? Guarda la sostanza di Vincenzone. Ma soprattutto dopo la lettera anonima che mi hanno mandato, ti riconosco che chi è figlio a me. Ma perché? Che hanno scritto? Vuoi che tu ti stai zitto? Basta e ti cagna sempre. Ah, invece non ce voglio dire, mannaggia la morte, leva da mia, A mezz'avo. Insomma, Vincenzo hanno scritto... Mannaggia la morte, non metti scuone ciò di... Qui già mi parlate. Parlate, insomma, hanno scritto che la frate di Giovannina... Guarda la mano, guarda a me. Frate di Giovannina... Non ci senti, Giovanni?
Te ne lavoro? Come te lavoro? Se la stamattina. Vincenzo, fratello Giovannino, non riesce a dire che è femmina. Ah, che stanno ritta. Ehi, c'è sempre ritta sta cosa. Ce la la carne, in testa seccia. Ti sei buon mangiato. Magari canta la calunnia! Fatto zitto che tu non mi affronta. La coppia, tu. Te lo dicevo, non mangiamo a dei salesiani, non mangiamo a dei salesiani. Ma che c'entrano i salesiani? Che lo vado a una calunnia. Che è una sottoscrizione firmata a 10 femmine tedesche, con nome, cognome e indirizzo. Ma non era anonima sta lettera? Ma che le brutte lettere, come si dice, tutti si chiamano? O nomina. Boh, capisco pure perché sono 3 anni che chi si fa a morire di savaglione e non c'è mai scappato niente. O figli scemi dentro. Basta, pallonci, bella mamma. Ma dove sta parlando con qualcuno? Quella che è la calunnia. Ma voi vedete femmina? Papà, ma quando è che mi posso sposare pure io? Va a battere pure in poco a mucchio. Batte. A questa roba che la tocca in panna. Senti questa parola! E tu male dell'educazione. Che femmine non si battono. Buonasera, mezzavo. Carmini, apparecchio tavole noce. Sì, ci fanno i grandi onori. E forse sono arrivati i reali di Francia. Mezzavo, io ti ho dato la buonasera. Leonò, io penso che è una cattiva sera. E perché? È perché io col genere femminile non ci parlo. Ma ci lascio a Pasquale che è più meglio. Parliamo a femmina. Donna Leonor, a noi o cinematografo non ci piace. E non ci piatta. No, noi teniamo un figlio e non lo troviamo. Sapi sta? Come sta ridendo che affronta a me? So vero che c'ha lo peso del corno. E davanti a me dici che qua fuori c'è sto padre che c'è taglio. Oh padre, ma quale padre? Ti hai confidato con Ma questo? che può? Ma con questo ti hai confidato? Mezzavo, tu, la nonno, Nonno. Carmelina e Preno. Leonora, ma tu mi sai che la mi stai dicendo? Papà, buonasera, io mi bello, mi sono bello. Giovanni, ti stai ingannando! Tu stai in Germania, l'esilio! Ma quale esile, papà? 5 mesi fa, quando Carmelina stava ancora a Roma, ha fatto una sorpresa, e t'ha trovato. Oh, papà, non potete dire papà! Bello, racconta, mi sto raccontando. E che vi devo dire? Un bicchiere di vino di troppo e ha fatto guaio. L'ha fatto guaio! Aspetta, lo fatti poco. Bello, fratello, papà! Papà, ora devo fare il mio dovere, me la devo sposare subito. Adesso capisci, mamma, mettere subito nero su bianco. Ma quale nero su bianco? Cali, ti taccio la pancara! Come non va? Ma perché troppo gli appare? Sai calmo! Per fare il piano da Giovanni che casa succede nella guerra. Venite con me, mi chiami una re. Aspetta un bambino! Non può essere! No! Ma che ne può sapere? Ma che sa, perché ti stai? Ma niente, fossi stato a Roma e non mi eri. Ma insomma, che la vacanza sei? Lasciami stare! Roba. Pasquale! Pasqua! Magari non riesci! Forse stai cucinando! Forse stai facendo il bucato! Francesca! Cucciolo! Buonasera. Mi fate la son come pure. Buonasera. Stai facendo male, lascia! Tenita. Purissa di Safo. Pure sta forza, ci sono Bravo. Grazie. Mamma mia. Pasca! Il Parlamento! Sempre a te! Ci sono nomi seri e certe cose non ne dico.
Buttiglio, ma io sono padre anche io, come si dice? Certe cose capisco prima che tu e Tisha. Quando è bello! Era psicologia favorita! Noi siamo sempre stati buoni e saluto. Non capisce niente proprio. Veramente, ti. Guarda che tu non conoscevi i fatti. Non parlava, Vasca. Guarda che i fatti stanno con Madridi. Vasca, e t'ha detto non parlava? Non parliamo, noi. Buttiglio, io capisco tutte cose, sai che ti dico. È meglio che ti stai zitto, mezza Oh, ma chi è che sa da stati? Mezza voi sto dicendo, è meglio che ti stai zitto. Siccome stai consigliando che mangi a sta zitto, io mi sono così, Bravo non va. Pasquale, bravo. Aspetta, fermo, si mangia, mettiamo si mangia, mi Bravo. Ha già parlato, capite? No, ha già parlato. E lasciami parlare. Ma giusto una domanda, ma tu vuoi parlare o tu vuoi stare zitto? Ha già parlato con il vicino, va bene? Allora parla e state zitto. Si capisce, donna Leonora. Perché c'è parola la bocca a me non può nascere. Non vuoi nascere. Perché io sono un uomo serio. Allora, ora non mi sei. Buttiglio, ma ora come vai a darci così, tango? Che succede? Allora, moglie, ma Francesco, mo abbia fe con come beghi. Francesco, tu è inutile che fare. È asciutto o non asciutto, non un coppo lì. La figlia di Giovannino non aveva nessun diritto di andare a Roma a fare la breccia di Portapiccio. È chiaro o no? Buttiglio, come hai giù parlato? Mezza voi. Un menù libero stracciato. E tienamente. Mezza voi, guarda che i fatti sono Pasquale. la Pasqua! Ma guarda, io ci devo curare la basciaca. Ma stai zitto, Ma signora? da sta zitto, Stai zitto. ma perché mi scompare? Non è spadri, come fanno che la bella gente? Vattene Venezuela, Uruguay, Paraguay, allora passano tanta guai, Ecco la donna Leonora. Buttiglio, ma non vado a donna Eleonora che sente parlare poco mazzacato. Mezza voi, tu mi fai la cortesia. Te pigli la figlia di Giovannino e te la portare. Mia figlia Carmelina non ha fatto niente. No, ma tu stai dicendo, Ah, spero che signore, è come da dice, la città così chiara. Ma dimmi una cosa, ma che sapete l'hai Carmelino? Ma non c'era bisogno, che c'è proprio l'impossibilità proprio materiale, ma capisci, di fare. Francesco, ma tu stai su me, che stai dicendo? Lo sto sapendo. Sapevo, ma che ti ci fate a fare? Tu non stai per dire anni che sta male. No, Buttiglio, io non mi sto per dire. Ah. Forse non hai capito buono. Voi dice che non è vero che Giovannina è stata a Roma. Non è vero che Giovannino è stata a Roma. Ma allora mi ha detto una bucina. Ma è la casa a pigliori fatto un sparo Botte, vieni a qua, ho pigliato i botti, vieni a qua. Ah, insomma, tu che fai? Caccia, a Giovannina è stata a Roma. Babbo, dicimmi che a Giovannina è stata a Roma. Ma con mia figlia Carmelina non ha fatto niente. Tu senti? Esatto, non ci conosciamo da tanti anni, io non ti voglio mortificare. Per cortesia non mi faccio come io Fenucci. O Fenucci? Nella situazione in cui stava tuo figlio, ci voleva solo un miracolo che fa davanti a parte. E tutto questo non era possibile. Non era possibile. No, signore, non era possibile. Tutti i giovani come non era possibile. Esatto, tu mi fai la cortesia di pigliare Giovannina e te la portare. Figlia magari Carmelino non lo va a trovare. E buona la verità. Anche io vado a trovare. E poi là c'è il suo problema che è grosso e lasciamo stare. Che problema stai parlando, Buttiglio? Il problema è grosso, lasciamo stare, non voglio mortificare. Buttiglio, che problema stai parlando? Ma sai come dai, c'è là o Fenucci e Musci. Fenucci. Buttiglio, ma tu con Fenucci stai dicendo? Come dai, tu devi essere mortificato a forza. E sto dicendo come Fenucci e Musci, se ne sceglie. Tagliamo mortaggi per piacere. Esatto, ma tu la chiarisci. Figlio di non è buono. Zitta, che la voce non ci facciamo sentire la gente. Come non la già fa sempre? Io già fanno comizi mesi alla piazza con dicendo Giovannino, tuo figlio è mesa volta con mia figlia Carmelina, non la fatta niente. Buttiglio, e chi se ne affronta aperto come stai facendo? Buttiglio, vai a casa a pigliare i botti. Ma che tieni sempre a portare le mani? E sono grammo da noi. A secondo te sono non serio, ma metti a come io i Fenucci mesi alla piazza. Andavo di questo Fenucci. E allora che fai? Fammi sentire, che fai? Una volta che tu insisti una volta che fai, tu a forza vuoi essere mortificato. Che faccio? Ma metto con gesso in mano, noi. Beh, Giovannino, va che scrivendo vicino a me.
Giovannino, figlio di mezza volta con mia figlia Carmelina non ha fatto niente. Io sono supportato a figlia da Carmelina, ti sono nata a figlia, ma Giovannina. Non ti dico, io perché che sono sposo giù. Ma che stai dicendo, mezza voce, pazienza? Sta a Roma, non ci steva. Non ci stai? Non ci steva. Ma allora perché sta parlando? Ma insomma, amico, chiaro tu. La verità è che sta cercando dici l'onore figlio mai sacra, o sei sposo la cina. Sapori, ma la verità, si state pure 20 anni fa, 3 volte a la polla a sceneggiare insieme a mia moglie. Sì. O buffone, o teatro la polla, cottiglio, ma che sono un pagliacci? Io non mi sono messo d'accordo con nessuno. Figlio mi Giovannino è troppo. Babone, allora già dice quello che dite voi. Va bene, io dico. L'onore figli me sacro, sa sposo la C. Bravo Pasquale. Bravo Pasquale, tutto a Bravo posto. Pasquale, dove va? Dove va? Allora, la parte è un po' potrazzo, io già stanno poco qui. Maronna, mi Pasquale, vieni a casa, Che subito, sta? vieni a casa. Già ripeto, va già condannata voi. L'onore figli me sacro, sa sposo la C. Vabbè, l'onore figli me sacro, sa sposo la C. Tutto a posto, Pasquale. Mamma mia, questa psicologia è progressiva. Progressi, signor Progressi. Ehi, hai la dottoressa. Buonasera. Ma come chiama la dottoressa? Ehi, è che mamma non si sente buono. Come non si sente buono? Come vi sentite, signora? Lo sento come una vespera in orecchio. E poi dentro su. Sì. E questa è sangue alla testa, portiamola dentro, Sì, spieghiamola sì, sul letto, sì. presto, presto. Woman, uscite fuori. Ma come, mamma si è sentito male? Ma così, Giovanni, all'improvviso. Come è successo? Andiamo, forza, pianare, correte. No, per carità, no. Io sono storico. Oh, sto che pesante, muovete. Anzi, che sono storico. Sono storico nel senso che non mi passa manco per la cava. Come vedete non mi faccio né bianco né rosso, tutto a più mi ubriaca la notte per dormire meglio. Magari, vabbè, ci va chi, ci va chi. Date giù. Ci va chi, aspetti, ci va chi. Addoiata. Allora, vorrei a mammotto. È inutile. È inutile. Se ci si dà camerietta che dottoressa. Io vedo che è una persona anziana, ma non guarda un'esagerazione, se ci si rinde la camera con la dottoressa. Un momento, papà, un momento. Mica su lessa. Quella si è portata pure a Carmelina appresso. Ecco perché arriva che mamma è scema. Quella mamma non tiene niente. È frubba. Sì, la dottoressa Scudillo è ginecocola. Ginecocola? Ginecocola. Ginecocola? L'ha fatta venire per Carmelina. A mia figlia. È veramente incinta. A mia figlia. E basta visitarne pure. Madonna, San Antonio, San Gerardo, San Appino. Pasquale. L'onore figli me sacro, sa sposo la C. Mamma mia, Francesco, che si non me la passare. Pasquale. L'onore figli me sacro, sa sposo la C. Mamma mia. Non è roba, Pasquale. L'onore figli me sacro, sa sposo la C. Ma buon onore, mannaggia morto! Ma dottoressa esce qua fuori e dice che Carmelina non è incinta! Non è incinta. Leonora a un bastone che io scommessa anche a chi sto. Bastone, coppe, spada denara, rapido mazzicato, mannaggia vita mia! Ma me ne a terra! Ma guarda sto che mazzata qui! Lei, L'onore figli me sacro, sa sposo la C. Ossanno, Pasquale. Ma insomma, che vai trovando, amico? Come che voglio? Hanno chiamato la dottoressa che sta visitando a Carmelino. Oh, mi chiamato un piede che per fare visita a Carmelina. A casa mia già ricevere chi sta a frutta. Sapevo, ma mi da ciro veramente. No. Fermo, io ci vado a conversare tutto. Perché che Carmelina non aspetta più nessuno creativo, è tutto a posto, Hai visto? Guarda scegli. Bisogna un'uomo seria. Sì, signore, ma non ti basta. No, signore, non mi basta.
Vuoi dirigere film o un film tua figlia è con meno cicci? A Bondaretti, a Bondaretti. Non ti dico figli da come un ciccio. A Bondaretti, sti cose floreali, levami. Hai tengo una rete, tengo poco. Tutto il paese rocca Letizia da sapere che a mia figlia Carmelina non scendo là qua. No, Si accomodi, si accomodi. E che lei è venuto a che? Signora, ma che si agita a fare? Ma che c'è di strano? I bimbi sono un dono di Dio. Che sta dicendo che? E che ne saccio? Io mezzo voglio vero! Ma come io vero? Carmelina è prena! Oh, ma Carmelina è presa! Io ti metto a torre con canna, parla! È la verità, signora, è la verità. Tu sei giusto, non capisci studiare, ma come è possibile? Ma come non è possibile? Che le figli mi Giovannina e Omma! Ma che sta succedendo? Ma che sta succedendo? Non sto capendo niente più! Pascale, Pascale! Quando è bella e quando è bella! E che ciorte del suo aglione, dai. No! Senti spade! Ai come mi piace! Ah, ma dire un po', capito? Beh, ma stai fermo su cosa? E stanno in mosche a casa, non amore mosche. Allora lo vigile che dirige il traffico di zanzara. Prendetevi il caffè. Ah, oi, finalmente una fata con le cose belle, da 100 anni. Dici a Pascale che si piglia a sto caffè. Mo fai in culo, aspettano un momento. Pasca, Che è stato? Fini bene, che è stato? Pasca, pide un po' di caffè oi, a Filiberto tuo se fa freddo. Non c'è la mia moglie che non mi rompesse scatola. Ecco se facesse un po' gli affari suoi. Ma non c'è scucciato, caffè, quando voi so picchi? Senti a chi là, sì. Ma il caffè so pio o non so pio, ma a me che me ne importa. Ma che me ne importa? Quello non ha mangiato nemmeno a tavola, muovito. Sta facendo digiuno, sta da fuori banco. No, muovito, perché si può dopo fare un mezzo pane. Aspetta. Ecco. Pasca, Che a sta? Filiberto Che tu. sta? Dice Filipe, dice. No, fa una bella marinella che puparuo, levate mangi qualcosa. Filipe, sta zitto. Andate a riposo mangi. E beh, a mamma, non mi che dico. Meglio a mamma e niente se assaggi solo una fella di puparuo. No. A città che non voglio niente, non voglio niente. Ha già stati giù. Pasca, senti a me, ma stai ancora quando parlo con moglie, tu? Senti a chi sta, sì. Hai mai visto un cinese e un africano che si fa? E beh, qui state là, che ci facete? Oh Gesù, e faccio l'interprete tra cinese e l'africano. Ma vedete che fa parlare un poco? Ah, è una parola. Mambressa, che patana. Cau porca da mangiare. Ma che già parla. E pure che parlasse, Michele. Quando persa la faccia, persa pure la lingua. In tuo paese, non c'è mi rispetto. Oh, ma l'anima gli capisci, ma che bu? Volete parlare nata cosa? Che già parla? A proposito, ieri sera, rindopo. La pelosi che hai parlato di me e tu ne hai tenuto. Oh, bastone è pronta! Hai vista, mamma? Brava! Carmelina, ma io me ne posso io? Aspetta, Petrusi, fammi sentire buono fatto preva. Ma io mica posso ricordare a memoria tutto quello che hai detto preva. Aspetta, fammi vedere se mi ricordo. Dicetta, anche in questo paese vergine, Beelzebù ha mandato il suo fratello maledetto Cimabue. Il demonio refimma nudi. Non seguite malesempio, una mela frasciata fa infrasciatare tutto alla sporta. Sì.
se mi sa fa pure un fruttaiolo. Genitori! Lascia voscia. Statevi attenti a Piecuro Nero. E chi si è rimosso Piecoro Nero, ne? Ma quando ma con Piecoro Nero, non ha capito, poi non capisce niente. Avrà detto la pecora nera, con lo piccolo. Chi lo prende ha sbagliato perché chi lo fate è omma. E non può. E che in da casa mi ci manca su la scomunicano prima, dai? O stiamo a posto? Andiamo, un pasca, non vi piate cosa, io vi volevo solo mettere in guardia. Hai fatto buona, credo sì, hai fatto buona. Anzi, sai Caterina, rimane in mattino prima pensiero va che sfido prima da due. Noi? Va, lascia sta, aspetta, mamma, ce lo faccio fare a Michele. Michele, può piacere, ci volete dare una mano. Come no, sempre a disposizione, Sempre signor. bello questo Michele. Andiamo, donna onorata, mano, piacere. Vabbè, Michele, ti trovo. Andiamo pure che l'altro. Ci fa sempre tutto. Brave, mo io subito ha girato un avvocato per vedere se si può fare una querela ad un prete. Andiamo scene, Michele, non ci può arrivare a questo avvocato. No, ma Carmeli, non ti pigliare con che tu sai, ti voglio bene sempre. Si ingoccia una da volta a marito, ma io sul cangoppo, lo faccio sempre. Sentite bene, sta serenata veniva la famiglia mia, c'è la mia figlia che sono tra se sta parte rinda come sto nervoso, ma sono capace di accire. No, ma perché? Carmelina! Vai dentro, chiama la mami! La mamma non ha sentito, non ha già sentito, Filippe, fa la mamma. E tu sei sordi, sono più vicino alla porta, vai, chiama la mami! Filippe, voi la vita che hai il recchio, Filipperto, la dovete cambiare! Buongiorno. Ah, Filippe, mi ha fatto salutare la moglie mesa volta. E proprio a essere non volevo salutare. E non da retta, che lo sistema ritirando, queste case qua vicino, non ha retta. Com'è bella a parlare con gli animali. Uno subito si capisce. Ma vedete fa parlare un poco. Si crede che è facile. Ma vedi quello che si può fare. Senti Pasqua, io ti sto dicendo una cosa. Filippe, ti sta sì. Ma è una cosa importante. Filippe, sto dicendo che ti sta sì. Già parlando poco con mia moglie, va bene? Ehi, oh mica, ti visto ci hai riuscito. Annaleno, Uè, noi potessimo fare chiacchiere e te che dici? e che ci vuole? Una domanda in carta di bolla? Eleonora, tu è inutile che fai la spiritosa, capito? Noi andiamo a sto paese ci rimane io, che è troppo una scorna, una vergogna. In due paesi mi fai per 2 anni su. Chiudo l'occhio. E poi non ti dica la moglie mi sa pure. Onna Francesca, passa te mattina va a caffè. Pasquale, beh! Hai già supportato si cosa? Proprio così? No, ma quando mai fa così? Quello abita qua vicino. È normale che passa per di qua. Ma venga a casa, hai capito? Oh. Ieri sera ci parlate per cosa anzi. A speranza che trova qualcuno che si accatta sti 4 preti. Facciamo una cosa sorda. Diamo un po' da Carmelina. E poco da Giarisce. Può essere che trovano una sciugata che si sposa. Sì. E mia figlia sapesse a sposare asciuga. Ho scioccato. Ma fammi piacere. No, ora devi stare zitta, capito? Zitta te non devi parlare, quando parlo io te non devi parlare. Tu devi parlare, parla te, non ti voglio sentire. Vuoi sentire? Non ti preoccupare, ma alle vive l'occasione. Mica, non ci pazienza, accompagnarmi a più caffè. Guardate, oh, mi non ero buono. No, signore, tu eri una ciofè. Hai fatto venire la gastrite, io tengo l'ulcero allo stomaco. Mica, non ci pazienza, dobbiamo mettere la ciao qui. Manca già, si sa com'è. Devi sembrare, ci vedi? Non fa niente in sta casa. Andiamo. Parlamento solo. Annaleno, Roma te la faccio rimanere qua. A te e a figlia. Sì. Romeo cinematografo. Tutte e due conmigo in alti dai. Come? Annaleno, tutte e due conmigo in alti dai. Avviato. Finalmente si
ne aiuto. Mamma mia, mamma. Mamma, io non voglio essere chiamata tortona senza insogna. No, quell'Antonio ci vuole. Sì, io l'ho già sentita, papà. Ha detto che trova uno scemo, un ciunga, un scioccato che se la sposa, che sono addirittura una donna perduta. Beh, fatela a dice, ma che fa bella femmina, non coppe marciapile. Ma che stai dicendo? Chi le non mi si che sta da come non assai? Tu come fai senza coscia? Perché mamma? Dettaglio! Ma insomma, vado messi tutti quanti perché contro me niente a sta casa. Avete fatto una colazione! Ah, caro chiattone! Bello chiattone, papà! E che te ci dice, Vincenzo? Fratello Giovannino e omma! Come si dice, l'uomo è cacciatore! E sa vista la guaglia e la sparata! Carmeli, diamoci una parteria. No, signora, voglio sentire che te la ricera. Insomma, trovando la guaglia, prima guagliata e dopo sei squagliata, insomma. Perché a Giovannino, cinematografo, non le piace. Non le piace. La guaglia le piace. Carmeli e mamma, ma quando viene Pasqua? Ma perché lo volete sapere? Perché a me mi piace assai che lu cornute piegare che patanella. Ma ci puti mia parte di Va bene. Ma che ne sai? Allora sicuramente qualche pagliaccio con paese che si è cattata la macchina no. Non sembra da una vacca, papà. Lascia perdere. Luigi, ma che resta a Muina? Niente, stesse passando l'onorevole Coppolino. Ma quando mai io sì? Che le è arrivata una frustiera con una macchina americana che mi pare un dirigibile. E se sta facendo la folla le guaglione attorno, ma quando si beve? Trasite, signor. Bruto sì, ma ci vuoi questo? A Carmelina e a donna Eleonora, non ci sta niente da fare, fortuna, non si può luare. Scusate, ma va proprio a Carmelina? Viene apposta da Roma, ha girato tutto il paese. E allora, suonate le trombe e chiamatemi questa diva. Esultate, gente, avrete la vostra Sofia Loren. Ma su, io ho fame, ho voglia di fare presto. Ma non avete pietà di una che si muore di fame? Mi Carmelina? Carmelina camminerà su un tappeto di milioni, me la porto a Roma. No, capisco perché che le sarà preparata la valigia. Dice suo fratello di Giovannino ha perso in terra sì. Mannaggia la morte, chi l'ha persa non si sa. Andiamo a casa, andiamo a parlare proprio con Giovannino. Ma voi vedete che fortuna ci persi, mannaggia. E allora, chiudi questa bocca e chiamala. Ma che fai? Quando ti sente così, chiudi la bocca e chiamala. Ma se voi avete detto chiudi la bocca, come la chiami? Apri la bocca e chiamala. Oh no, uscite un attimo qua fuori. Mamma mia, ce l'ha già ricevuta tutto il paese. Aspetta, mamma, aspetta. Va che la risposta a Petrosino. Ma no, chi è questo? Ave! No, signore, le fave non le vendiamo. Civis romanibus sum. Ah, uno straniero. E mi? Non parlar tu lingua. Stammi a sentire, bella. Io sono romana, come la ricotta e il pecorino. Scusate, bella, io sono uscita qua fuori con mille tru a Petrosino. E invece trovi i pescatori. I pescatori? No, pecorini bus. Io? No, dico, ma chi siete? Chi sono io? Io sono la Befana. A Befana. Stammi a sentire, sprovveduta. Tu non hai un telefono, non hai un recapito. Ma dove ti andavo a pescare io? Ma non sono mica una pesce io, Stammi a sentire, io vengo apposta da Roma per trovarti. Io per te scendo dal cielo. Ah, siete venuti con l'aeroplano. Sì, sono atterrata all'aeroporto di tua zia. Perché? Chi le mamma d'ero chiuso? Ah, Dio mio,
avete mandato in una foresta, in mezzo ai Zulu. Perché non ci si chiude. Stammi a sentire, bella, prova a capirmi. Sì. Con la lettera M. M. È arrivata la Befana con un sacco carico di mappine. No, milioni. Maronna, ci capite, mo. Scusate, signor, vi mando il senzale, vi volete accattare la casa? Ma quale? Questa? Sì. Ce l'hai Aida! Sta venendo pure Aida, l'apriamo? No, ma quale casa? Ma noi non compriamo scavi archeologici, a Roma ne abbiamo tanti. Allora che siete venuti a fare? Io vengo da Roma perché voglio il frutto. Che vuoi? Il frutto del ventre tuo. Voglio tua figlia. Ah, vuoi a Carmelina mia? Sì. Prendi la sedia, siediti. Sì, la prendo. Sai tua figlia cosa farà? No. La prostituta! Perché mamma tesoro davanti in pensione! Scusate, figlio, ce l'hai allora, qua non leggete i giornali. Non sapete che la Cinebus ha indetto un concorso nazionale per trovare la protagonista del film La prostituta. Quando è che brilli di gioia? Stai dicendo? Ma sei capace di intendere di volere? No, signor, io non sto capendo proprio niente. Io ti porto un contratto con Paul de Risa. Madonna, Paul di Riso vuole fare un contratto a mia figlia. Il cast è pronto, sbalordisci. E il protagonista maschile, sai chi è? Marlon Brando. Torna sulle scene per la prima volta dopo l'ultimo tango a Parigi. Andiamo. Madonna, signor. E come ha fatto Valeria a conoscere a mia figlia? Ti sfugge? Ah, mamma mia, quello forse ha visto il ciacchetiello dell'inizio. Ma no, avrà visto quel facino, quel popò di occhioni, avrà detto, Eureka, l'ho trovata! Signor, ha visto la faccia e il popò. Ma che ti importa? Io ti porto un'esclusiva per 4 anni e 5 film. Ma devo svolarmi ancora. Confessami, o sei molto ricca o sei molto scema. Posso parlare? È breve e concisa. Sono molto schifata. E chiariscimi la questione. La questione, chiarisco subito. Signor, io sono molto schifata del cinematografo. Ho portato solo una volta mia figlia a Roma e se era ancora il tempo delle streghe, mi bruciavano viva su un Vocarazzo di Sant'Antonio. E avevano ragione. Signor, io non voglio fare come quelli che si mettono un orinale in testa e dicono ah, sapete? Questo è un cappello. No, signor, col cinema abbiamo chiuso. Me lo potete dire? Senti, scusa, quando presto molta attenzione non capisco molto bene. Ma tu vorresti rifiutare? Allora l'hai capito. Ma allora non capisci che cosa significa fare un film con Marlon Brando? L'Italia, l'Europa, l'America. Ma è possibile che qua a sud non sognate l'America? Io ti prometto che tua figlia diventerà milionaria. Basta, non voglio parlare più. E adesso mostrami una bettola. Signor, che a bettola non ce ne stanno. Ma che ne so, una caverna, una cantina, una mangiatoia. E allora vuoi strafugare? Sì. Vabbè, dove ti mando? Ah, fa una cosa, ma a mezza piazza, no? C'è stato un Nino Surd, chi è buono per te? A così tu parli e chi non ti sente. Senti, tu hai di tempo primo, secondo e terzo piatto. Dopodiché o tu hai cambiato idea o io cambio mestiere. E ascolta, quando un orinale in testa è d'oro e con il manico di brillanti, può essere considerato anche la corona di una regina. Ave! Maria! Mamma, ma chi era quello? Chi era quello? Uno che va facendo la reclame degli orinali. Che vanno a mandare per fare 4 orinali. Tutti i mestieri, dai, come questo, che studiava alla fine. Metti qua. Ah, mamma mia, come mi fanno malerire. Senti, vado a mungere un po' la vacca qua fuori. Va. Ci vediamo dopo. Ciao. Mamma mia, guarda là.
già visto, mi è uscito a casa che sta signora. Sì, signore, da qua. E che voleva, che voleva? Voleva Carmelina mia. Ah, bravo, bravo. Ma quella brava, quella la manda palla di riso. Ah, buttate palle risse. Ah no, sì. Che mangiamo tu? No, Leno. Ah, potete sapere pure una notizia di seconda mano? Che No, no, non posso, non posso. No. Non posso. Ma a che ora già venire? E non posso perché qui di salti in geli si parla. Un tricchi track fa. Ah, signora, non va casa nostra signora, parla, No, posso parlare? Sei sicuro? Posso parlare? Parla, fammi sentire. Allora, la signora viene da Roma, dal cinematografo. La manda palla di riso. Ah, dopo tu cinematografo a casa mia. Mannaggia. È venuto, ma subito se n'è andata. Meno male. Meno male, però torna a venire. No, non bazzia. Non bazziamo. Grazie, no. Quella è venuta per portarsela su una casa a fare la prostituta. Oh! Allora mi ha una bottiglia di champagne. Hai mai festeggiato? Io a me passa. Filipe, ma non cambia il suo paese. C'è lei paesani nostri che stasera a casa mia si festeggia. Hanno buona così, o no? Ma che capito? Si tratta di un film. Ah, tu film, Eleno? Sì, ma non Pasca. Dici che hanno girato tutta l'Italia per trovare sta prostituta. E sono venuta a spendere la casa mia, da voi. Ma tu ne capito che la signora pescatore, no? Dici che tenevo proprio la faccia, la prostituta. Come fai? Te la faccia la La faccia. Insomma, hanno scritturato come attore protagonista Marlon Brando. Dice che è molto di più dell'ultimo tango a Parigi. Ah, così ha detto. Così ha detto. E lei è la protagonista principale, Carmelina Mi. Giro tutte scene con Marlon Brando. Peggio dell'ultimo tango a Parigi. Gesù, Giuseppe Sant'Anna Maria. Mamma mia. Ma come si chiama chi è stato filmarino? Beh, ma che avete capito? Quello si tratta di una grande casa cinematografica. Aspetta, come hai detto che si chiama? Non mi guarda che mi mette l'ansia. Allora si chiama Filobus. No, aspetta, con calma. Omnibus. Periobus. Ma così hai detto? Non mi ricordo come si chiama. Ma guarda, come pensate ai nomi? Ma quando Non me lo ricordo. che la forza salutatrice era Cinebus. Bravo, forse che facendo hanno proprio quella. Tanto che a un certo punto, libero. La cacciata fuori! La cacciata fuori, la cacciata! Ma cosa tanta? Long! E è bene che navigano un sacco di tempo, ma era lunga che sta maniera, dove andava? Bianca! È Anelli che sta cristiano! Come lo chiamate voi? Quel coso lungo, contratto? Contratto! Sì, è lungo, scusa. Che deve fare cacciate! Malizioso. Insomma, l'ha cacciato lungo fuori e se la volevano tenere con loro 5 anni per fare 5 film. Gesù, Giuseppe, Sant'Anna Maria, no? Non lo so. Ma ve l'hai detto come si chiama questo film? Filipe, mo te mi mette però tu. Tu solo tu ci mancavi in questa casa, ti hai fatto una accoppiata tutte e due. Oh mamma mia. Eleno, io ma la curiosità. Sì. Appena saputo la notizia subito si sta chiudendo un po' filobus, io vero no? No. Quando è vero ti sono rimasta a perro. Eleonora, non bazzia. Non bazzia? Ma che la Carmelina già tiene tutta quella confusione in te cervello. Solo che sta da sentire io. Giusto. E non si sposa più. Giusto. Aro sta, voglio parlare un po' poi. Sta là e buttiamo un giravacco. Andiamoci. Andiamoci, mi sembra. Beh, ma lo vai tu. Ma mi stai sempre a prima. Ma vado per una camerata, non ci fai. Fanno G. Scusate, ma che lo matti? Andiamoci. Andiamoci, oggi è stato buono. E me ne stai venendo qui? Figlia, non sto buono, cazzo. Erano gli amucemmi singolari, come da già Singolare. Non ci sto singolare o plurale, amucemmi. Ha studiato. già capito perché mia figlia non mi vuole io padre creato. Ella mi sta facendo perdere il cervello, ma non mi capisce. Vabbè. Non dare retta, Io ci sono diretto, ma faccio innervosire. non dare retta. Non ti preoccupare, che mi va carina, mi mette sotto e mi spogna prima se non mi dice. Spogni in dolata, spogni. Ma Filipe l'avete sentito, singolare, plurale, ma no, quello non sta proprio buono, dai che la roba in capo, Quello non sta bene, sta attraversando un brutto periodo. Pulita con piatino po'.
non sta bene, poi deve passare, si riprende e abbia ragionato un po'. Per ragionare, ma forse non è chiaro. Quello sta pure uno. Te che parola alla fine non si mangia, non sta proprio buono. Ma perché ne gente che sti puparoni? Non sta bene. No, io quando sono uscito fuori prima ho chiamato a mio cognato, abbiamo risolto, mi ha fatto pace. Io tra poco me ne vado, avete capito? E quando veniamo? Ciao Filiberto come mio uccello, ciao! Andiamo di chi? Nicolino là ciullato. Giù Filiberto, io ti faccio parlare, io aspettare te nel bar di trombetta! Non è sto bar di trombetta! No, ma no, trombetta che suono! Come dire, ma no, nel bar di trombetta! Di fronte! Di ripeto, bravo, di fronte! Avere fumare la cap, che è grande studioso! Allora aspettare te! Ciao, bello! Ciao! Cip ciap! Vado qua dove? Esco stimate, Cattivo! ma va a bere quella che poi niente proprio. In dos cas, Filippo, in dos cas. Vai. Ah, mamma. Cornelia no! Facite la bocca rossa, caro pesce rossa pure parola! Ma tu canti sempre! Io non tengo proprio la capo, te la sì, mamma mia, che Ma tengo stufo lì le voci! Babbo, hai capito, tra insieme la parte rinda che tra poco vengono pure papà e mamma. Papà e mamma. Vengono pure papi e mami. Facciamo un piccolo ricevimento. Luigi, oggi, vero? Non ci sta proprio a capo fa questa ricevitoria. La parola più dolce che tu potessi ricevere, sai qual è? Carmelina mia! Quello, no? È diventato proprio una sfogliatella. Sì, Carmelina è una sfogliatella. E stessa buona vicina a un papà, così facciamo una bella bottega di pasticceria. Ma fammi capire un poco buono. Volessi far capire che fra te e Carmelina c'è stessa qualche cosa? Qualche cosa? Non scapuzzia! Che l'aspettano figlia e non mi riesce lo padre creatura chi è, capito? Oh, padre creatura sono anch'io! No! Tu hai chiamato breve e te fa beneficere una foto. Mamma, mo che ci sposammo, chiamammo a tutti i compagni miei cantanti. Sfugliatella, babà, fuochi d'artificio. Dice a Ciobecco, un bello matrimonio in Siriciora. Ci consolammo. Ma quale sposa? Io ti sto mandando tante che non stiamo appresso. Che se tu non cogli un occhio poco, ti sparano in fronte e danno di castritto. Mamma, Carmelina, è la vita mia, e me l'ha già sposato. È la vita tua? È la vita mia. Siamo c'è una parte rinda. E se io vero fatto. A Gerano Morso non faccia sfogliatella. E uno non faccia stu babà. Andiamo fino. Oggi la conferenza e mi parlai e poi la conferenza è una risposta. E che da già dice che mo stanno a lui a pressere E fammi sentire, Augusto, che succede, Papà, facci 7 anni di libertà! Alle dammine, anche a 30 anni, se andavo maggiorenni, capito no? E che coraggio che te! Ma come fai a dire che non è figlio a me? Ehi, roba scala bella! Ammazzi, ci scrivo bello, ma che da poco? Avvocato pianese, accomodate! Accomodare. Quale onore, si manca fosse caduto l'onorevole Coccolino. Io non so come vengono a pagliare. Avvocato, se non si manca una paglietta, come dicete voi, insomma, nemmeno la Coccolino quarantino. Avvocato, già ci pazienza sui discorsi, non venga di imbapere. Perché sì, ma perché voi sapete che la figlia vostra è presa. Avvocato, non ci capite, non state Voi sapete che la figlia vostra è presa. Ma chi mi fa i palazzi e case, si prega? Come dicete voi è presa quando tengo lo sai? No. Ci capite, stasera io con A. Come dicete, a panza e nanza. Quando stai dicendo? Oh, ma è prena. È incinta! È incinta! Ma come fa? È prena incinta! Dice che la capitana bruciata, solo tu ci mancava poi. Quindi non lo sapete. E come, non lo sa, ci avvocato.
E la mia figlia sta in uno stato interessantissimo. Talmente interessante che si interessa al tuo paese. Compreso voi, avvocato. E voi ho sapito che è il padre del nascituro, sta precisamente. Se io sapessi se sia così, avvocato. Ma si otro! No, non basta chiaro. Non accidi mai di puzzo, contate fine 10. E non hai capito perché quello non muorisce di più padre o creatura. Mi sta facendo perdere il cervello, ma non lo dici. Avvocato, guarda, ma è una curiosità. Dici. Ma per caso vi sapessi che è stupidezza esame? Sì, non basta. So chi ha Samuele. Mi fa piacere, Pensavo peggio, no, che il può cambiare buono. che stai dicendo? No, nel senso che... Parabu! No, Io sto cercando per mare e per terra, vieni a cafate, allora scusi, vieni a... Basta. Io non lo sapevo che ero padre o creatura. E poi volete sapere? Io oggi pezzo a capo per Carmen. Ma quale Carmen? Ma c'è cagnato per ora? Quello si chiama Carmelina. Io sono un avvocato. A Carmelina chiamiamo Carmen, che le muoio in modo. Basta, io mi voglio sposare Carmen. E quindi bacio 5 volte la vostra mano. Che 5 volte mi ha pigliato a pacca. Ecco da c'è, guarda qua. Io mi ha smontato. Mi ha smontato, sai. Però sapere che si non molesto, Grazie. e che se la c'erisce. Grazie. E la mia figlia ha perso una poca capo per cinematografa. E né io né la mamma siamo capaci di controllare. E che ci sto a fare? Il marito c'ha da pezzone, no? Che voleva sentire? Allora ci pensi tu alla fa passare su poche fantasie che tieni in te cervello. Ma perché non basta? Soprattutto mo che da una signora a Roma che fa 3, 4, 5 film, non sto capendo niente più. La portano pure un contratto. No. Voi per amore Sant'Andò non avete firmato, No, noi per amore Sant'Andà, non filmiamo niente. Bravo. Io devo leggere prima tutte le clausole. Le clausole? Allora, Ma poi che c'è che si clausole? come Là fa un film sporco insieme a Marlon Brando, peggio all'ultimo tango a Parigi. E che stiano? Che stiano? Gli anni che sapere? Allora c'hanno una bella paparà. Basta, lasciate fammi. Voi permettete un momento? Lo grazie. Oggi visto una piantina. La voglio fare un attimo. Che può fare? Voglio fare un attimo una mazzolina. Mazzolina? Subito, subito. Mazzolina. No, non c'è sì, mazzolina, una volta in da casa mi chiede da sì. Sto morto di fame che non danno nemmeno come chiami se paparà. A cazzare i cari. Elena, esci una poco fuori, esci. Chiamma a cammano, poi ci hanno cagnato per ora. Calma Filippo! Elena, non pazziare. Ma quale pazziare? Dai, fare una cosa importante, mi metto a pazziare. Che volimmo fare? Volimmo mano tu, che prima chi è che parla per prima, che dici? No, Pascal, tu non sai quello che so io. No, signore, tu non sai quello che sta ci. No, tu non lo puoi sapere. Non ti preoccupare, che c'è sta che lo sape meglio di me e meglio di te. Poi canno voi. Posso schiattare l'avvocato pianese. Ma che è venuto? Chissà, sape che io padre o creatura, sto ci. Ah, ma nonno Pascal, io di questo ti volevo parlare. La taglio, ma vi come sapete? È che lei evidentemente la figlia l'ha sbrugnato un numero per te capito? No, ma quale farabutto? Quello fatto è serio, ma vengono pure i genitori. Genitori. Calma, io capisco che lo shock è forte. Ma la cosa sarebbe possibile solo se l'anime, ma boh, e papà, se ne cosa. Maro, mi è successo qualche cosa. Qualche cosa. No, come da chiarisce, chissà che come dice l'avvocato, io papà e mamma. Stanno un piccolo problema. E qual è il problema? Hanno fatto la cartella. Maronna, mi piasco. Non lo so se ti piace, quello che da chiarisce. Ah no, qualche incidente. Allora, ma mi stai capendo, sì o no? Come te la chiarisce? Morsero. Come? Morserò. Muretta. Vorrei morserò. No, insomma, come te la chiarisce? Sono morto. 10 anni fa. Maronna, mi l'ho visto stamattina in mezzo al mercato. No, Maro, non è possibile. Ecco da chiarisce. Lo sapete che San Pietro la mano da fare poche spese. Maro, no, io tu non sei buono a vita. Stai dicendo tutti strumenti. Ma che sto che vuoi? Come che sta? Che vuoi? O viro no? Guarda qua la capo vero, o viro no? Chi si o padre o creatura? Mamma mia, bello, chi è? Chi si qua, come lo chiamiamo? Avvocati, idraulici, ingegneri, costone, qua, io padre o creatura? Maronna, mi
Carindo sta Luigino, domanda is chi è? Interessa. Ma che già fai con Luigi? Ah, già pensavi a sposare Carmelino per Sto Luigi. sentendo... Madonna, Pasqua. Mami. Ma allora, va l'annit! Signori, con il vostro permesso, vado a salutare il cuore mio. Oh, cuore suo, il barova! Ma no, quale cuore? Quello prego, cuore Gesù, è molto devoto. Ma va Carindo pure io, oh mamma mia. Ma che sta succedendo? Ma mi state imbriacando che cervello che non sto capendo niente più. Don Pasca, non vi preoccupate. Chilla si è maschio. O chiamammo Rodolfo. Chilla papà mia. La piaceva assai Rodolfo Valentino. Ma se è femmina non si discute. O chiamammo Eleonora. Ah, Luigi, vieni un cacca, vieni. Sì, venuto per me sfuori. Oggi non è giornata, Luigi. Ma allora non va detto niente. No, signore. Né America né a Russia mi hanno informato su grande segreto che mi ha richiesto, va bene? Babbo! Che c'è suo padre un creatore della figlia vostra. E che sei tutto, Luigi? E già sai che lo sa per il tuo paese, oi. Ma non lo sapete buona. Il Eh. padre di Rodolfo Lavandino. Lavandino? Ma che mi fa su lavandino? Vedi come faccio dire Rodolfo Valentino. Sta qua di fronte a voi, sull'attenti. Luigi, che stai dicendo? Ma che molli da terra in questa casa? Luigi, io ti spacca la faccia, che stai dicendo? Vieni a casa te. Ma tanto, Eleonora, esci da poco fuori, esci. Non sto capendo niente. Pasqua, Non c'avevi, ma che c'avevi, Ah, Ma come? Mi sono venuto a capacchiere la mano alla figlia vostra. E a me che volete rompere? Carmeli, esci da poco fuori. No, Carmeli, scappa! Chiama! Chi manda a Ciro? Aspetta, fammi parlare a me! Dice a mamma tua, chi è chi sti due, padre creatura? E che ne sacci? Carmeli! Tu a luna maggio, cucchiano me mamma dalla lì! Con tutte e Mamma mia! No, puoi all'estero, caffè posto, la stampata, e tu venga a Ciro! Ma che sta che ha combinato, mamma mia, che ha combinato! Mamma mia, ma che ha combinato che... Da cheese. Mamma mia! Mani da cheese. Cascorne, Elena, cascorne. Ah, Cascorne, Elena, cascorne. Alla mattina mi sta facendo a super. Alla mattina. 10 anni saluta pollo, mi te lo guarda. 10 anni. Due figlie. Yate bene, signori mascalzoni, yate bene. Non è nessun impegno, poi sciolchi che sono papà. Yate bene. guarda Pasqua, non dare retta in giambacata, guaglione, che ci vuoi fare? È giovane. Elena. È la benenza. Non capisco, ma cane sono tu. Pasqua, dammi un vaso pronto. Beh, e tu dammi una mazzata di ossa mezza capo, poi a Ciro. Oh Gesù, va, mi è successo qualche cosa? È morta Carmelina. Ma che state dicendo? È morta? Che lo stiamo così bella, come l'ha fatta a morire? Ma non dici di bucci, che lo stiamo buono? È morta. Come buono? Papà! Pasqua, lo spirito! È morta, una vita che è morta, Carmelina. È preparato pure da avuto, guarda là, va. E beh, Carmelina se ne va, Dici là a tutti quanti. Ma Carmelina non gigli papà. Non si può sposare. Perché non si sa chi è il padre creatore. Mamma mia. Pasqua! Dammi un vaso pronto! Lì bene, mo ti sta zitto. Perdona, mamma Nora, perdona.
Perdona pure tu, Pasqualino, perdono. Piccoli scherzetti che ho fatto. Ma io mi voglio sposare. Allora non lo fate. Maggi. Ma Carmelino, no, io essere padre del nannillo, come dirmi a Napoli, figli, so pezzi e cose. Carmeli, 3, Carmeli, 3. Mamma mia. La Rosimmaria, che sia fino al mondo. La fine del mondo. È successo qualche cosa? No, ne guarda qua. Mamma mia. Iataveni. Lasciatemi solo come se stesse pigliando una morte, Iataveni, nascite poi. Papà, io mi pigliavo a Ricky. Ma pigliate quello che vuoi tu, pigliate la parricchina, mi da bascia. No, sotto treno, no, Pasca. Tre. Sì, a fati. Poi a Roma. A tu film con Marlo Branda. Io la vita non la faccio come nessuno. Belle, che c'è te, hai bianca nera. E si risponde così ad un padre. Chi non è nemmeno un padre normale, tiene che la roba in capo. Scusate, lo Pasquale ha detto che vuole rimanere un poco da solo, È meglio che io andare, Pasqualino, se non per faccia a qualcuno. Che vuoi comprare? Che vuoi comprare? Così che ti rompe. Pure la faccia, a me mi ha rotto un'altra cosa. Allora me ne vado proprio per terra. Madonna, tu devi all'elicottero, vieni come ti dico. È sciolto con te, mi sono rotto qua. Penso che è successo qualche cosa. No. Don Pasquale, mi volesse dare una mano, ma come faccio? Io tra poco me ne vado. Non vi posso aiutare. Ci dispiace assai che ce ne andate. Però ad ogni modo, se volete approfittare di questo scapolone, Ci mancavo su lì, sta capitemi. Grazie, Filipe, grazie. Ma questa è una cosa che noi non potremmo accettare. E non la voglio finire, ma già fatemi, va. È successo qualche cosa, è successo. Ti hai portato il pasta, io champagne, Mustafa. Carmelina, ma come hai potuto fare tutto questo? E non lo so, forse perché sono a dispetto con me stessa, con voi papà e pure con voi mamma, e con un intero. E ti sei scordato la vacca e tu Mustafa. Ce l'hai fatto rispetto a una Carmelina? È come se non ce l'hai fatto. Ma come Ma faccio? se la scomparire in questo paese, Ma come faccio a parlare così? Ma non vi ride, ce ne stanno 3 che mi vanno sposare, 3! Ecco, me la vista. I 3 moschettini, I 3 moschettini, tutti per uno per tutti. Come si chiama? Athos, Porthos e Aramis. La. Dici la verità. State guardando a me. Ti sei scordato D'Artagnan? Sì, aprimi sull'occhiaria da capo. Mamma, io mi sto sentendo male. Ma non si sente male Carmelina. Io come ti dico, tu ti ne io. Ma non farrimmala. E voi, Don Pasquale, datemi sto numero. E se tu, no, vai, Giovanni. Che noi stiamo in un'ora. E pure a pigliare poco pure io. Giovanni. Carmelina. Ma va a muriaci, so io. Possiamo partire in pure io. E tu sei d'Artagnan, non puoi dire. Inutile, quando rivanno ci entrano un po'. Papà, facci da impresso che a Carmelina le è venuto uno svenimento. Oh, ma lo svenimento a Carmelina. Ma come sta? Devo dare, Bottiglione. Bottiglione, giuro che non ti serve niente. Pensavo, non ci serve proprio niente. No, che l'ho fatto l'urinale, è vero. Tanti auguri e chi lo risi abbondanza. Grazie, non mi dai coscia così. Carmelina, non si sente buono. Come non si sente bene Carmelina? Ha avuto uno svenimento, ma mi pare che sta meglio. Sta buona, sta meglio.
Ma trasi ma parteri. Giovanni è trasi pure tu. Amore. In poche maniera. No, Cligno, che sai che te? Ne batteri scarica, ci vuoi la Ha spinta. spinto. Ma spinto. di pappuna su la casa nostra. Asca, però non caccia superbia, mi raccomando. E mo me ne va. Però non ti scorda come si chiama il film, hai capito no? Non ti preoccupare, Filippe, se io prima appena esci chiamo a te. Il film è importante, mi raccomando. Vado bene. Mamma mia. Sentito a chi sta? Come film. I titoli dei film, che si io prima per conoscere noi. Certo, prima. Oh, Pasca, no, sta arrivando a straniero con l'onorevole Coppolino. Onorevole Coppolino a casa mia. Oh. Permesso? Onorevole, quale onore? Accomodate. Ma quale onore? L'onore è tutto mio. Piacere. Sentito, te no che hai detto l'onorevole. Sei voluto a pigliare poco l'onore per isso. Ce ne abbiamo tanto. Sapete, mi trovavo di passaggio da queste parti perché dovevo vendere dei terreni. E siccome mi ha telefonato un amico intimo da Roma, il produttore della prostituta, Quanto è bella. però io devo fare una punta d'entrata. Ma come? Su questo cucuzzolo di questa montagna abbiamo l'onore, la fortuna di avere la più grande prostituta d'Italia. Troppa sorta. Una diva! Ma lo sapete voi come la chiamano già vostra figlia Carmelina? Venite parla buono, onore. La cretina. Agreti. Ma che sta dicendo chi? Stiamo veramente un spaccafa. No, ma che non si è capito? La Gretina, la piccola Greta Garbo, l'attrice. Ecco, mo hai capito, Ma insomma, ma volete che si perda questo onore? No. no, tu vai a trovare una casa verde chi sto noi? No. Ma su via! Oramai Carmelina diventerà famosa in tutto il mondo e con essa diventerà famosa anche Rocca Letizia. Oramai Carmelina non è più vostra, ma è di tutti noi. No, ma tu stai sentendo che dice l'onorevole? Papà! Ah, brava! Lascia stare, Carmelina, lascia stare, non ti giustificare. La colpa è mia, io dovevo essere onesto. Onesto a modo mosto, in modo che fu. E che questo significa quando uno non è più da scuola come me, io? Ma tu la strada l'hai capita buona, Carmelina. Perché tu sei intelligente. Va, Carmelina, va. Non mi ci fa pensare più. Gli dà la valigia e fa a te. E a valigia, dove sta? A valigia. Madonna mia, aspetta. Ma pare che se l'è portato fino bene. Ma quale valigia? Ma adesso ti comprerai un guardaroba pieno di vestiti. Quale valigia? Ma come? Ma non mi accompagna nessuno? Ma la accompagnerò io stesso con la mia macchina fino a Roma. Mamma, ma io non lo so. Che emozione, Pasca, che emozione. Pasca, eri da tutte queste emozioni, sai che era pensato? Che è successo? Mo avevamo a diventare parenti a tutte le coste. Vabbè, ma sapevo che si se ne parla. E poi se ne parla, noi andiamo a parlare subito. Siete che era pensato? E fa coppia con canilla tua Mustafa, che la canella mia Teresina. Sapevo, ma tu non ne parli io. Sette zitti, mannaggia la morte, non mi ci fa pensare. Che è successo? Un canilla milione. Il lupiezzo e i canini. Che è successo? Era riccio. Uno! Ma che sai che ne sapevo che per me i cani c'è Mannaggia. Ah no, ma la vimma fa coppiare, la vimma fa coppiare. Lasci ma razzo di cane, vai. Non ti io lascia per me. La c'è, a mucce in casa. Guarda là. Ma è mai possibile che noi pensiamo a Carmelina e che le se ne viene con cani ricchioni? Lascia stare, no, lascia stare, non ci pensate più io. Oramai quello che è fatto è fatto. Asca! Dammi una cosa pronta! Mamma mia! Ma tu stai cara, no? Ah, perché è successo qualche cosa? No! Stiamo tanto bello qui di qui. No, è perché io distrattamente mi ci pigliato la valigia Carmelina e mo che là guaglione parte senza valigia. No, come
avete pigliato la valigia? Se perché mi ci bugliate che l'era dalle qua la mia. Mamma mia, che le vuota! Non voleva partire, allora mia figlia, era una finzione, voleva aiuto! E non abbiamo capito niente! Non voleva partire. Non faceva che la fatta, capite Carmelina? Non faceva che la fatta. Cioè, mi sono scuorno non faccio a me a te, cioè, mi sono scuorno non faccio, cioè, non mi ci fa pensare, Carmelina. Non mi ci fa pensare più. Scordatella, Carmelina. Ma che cosa? Come che cosa? O hai treppato con bambino tu ti scordi, sì. O meglio ti scordi, sì. O bambino o bambina di 3 San Giuseppe. E che faceva? Mattiva! E che lei prende come la partita, fammi sentire. Neanche più sanguinino e bene, dai che mi scordi. Te l'hai fritte prima mangiati le cucarolo. Ah, ma lui sta ballando, sì, tu essi cuparone. Tu a volare, ma io siamo in Cassazione, capito? No, signore, lo treno ma chi mi va a pigliare la stazione? Io piglio treni! No, signore, mi pigli. Io aveva pigliato treno la cimezza, la mettavo! Salvo buono! Non abbiamo capito niente, Pascal, non abbiamo capito proprio niente. Carmelina non voleva partire. Era una pensione, voleva aiuto, voleva. Mamma mia. Eleonora, Che è? Eleonora, Pascal, ma a che ora sto treno per te? che ne sa? Forza, su, andiamoci a pigliare. Maronna, sì, aspetta. Maronna, Pascal, quando avevo la Giafalupa Leodoro mai vista? Già, ma forza.